Buonasera, buon lunedì, inizio di settimana. Oggi lo avevamo annunciato l'analisi del voto delle elezioni europee, elezioni amministrative. In Sicilia si stanno rinnovando 37 amministrazioni comunali, ma poi ovviamente il voto per i nuovi membri del Parlamento europeo che è finito ieri sera alle 23, quindi insomma quasi 24 ore di distanza, abbiamo già dei risultati concreti che si sono più o meno cristallizzati, quindi possiamo anche analizzarli insieme questi voti, così come faremo questa sera con tanti ospiti, come sempre accade all'interno del nostro approfondimento, il punto speciale elezioni europee 2024, ma come sempre in anteprima, prima di entrare nel vivo della nostra discussione tutta politica, dedichiamo questa apertura di trasmissione alle vignette di Totò Calì, che ci racconta un po' con la sua matita, con la sua satira, quello che è stato questa settimana, ma soprattutto immagino, ciao Totò, queste ultime ore, no? Insomma, tutte dedicate. Buonasera, buonasera. E vinca il migliore. Come sempre, hanno vinto tutti, no? Come sempre, Totò. Invece vincono sempre gli stessi. Hanno vinto tutti, sono sempre tutti soddisfatti, no? Poi alla fine. Certo, non ha perso nessuno. Non ha perso nessuno. Allora ti faccio vedere, guarda Totò, un attimo il nostro salotto, così ti faccio vedere chi c'è, nel frattempo li saluto, c'è il nostro direttore Michele Cucuzza che ti guarda. Ciao. Adesso e immagino sorriderà alle tue vignette, perché io di spirito. Mi piacciono molto le sue vignette. Ti piacciono molto. C'è il segretario regionale di Sinistra Italiana, quindi Alleanza Verdi e Sinistra, le poltrone vuote Trompo li riempiremo con altri ospiti, e poi c'è la nostra Michela Giuffrida che ci ha aiutato a raccontare questa campagna elettorale, e oggi anche con lei analizzeremo il voto. Totò, prima vignetta, vai! Dai, forza, prima vignetta. Prima vignetta, partiamo come? Subito. Germania. Ha vinto la extra destra, mega destra, come si chiama? L'ultradestra si chiama. Ma soprattutto è stato bocciato Scholz, che è quello che tu hai disegnato, no? Che è quello che infatti è seguito da queste matite che sono coltelli. Richiama un po' la notte dei lunghi coltelli. Che lo hanno trafitto. In Francia è andato un po' peggio, insomma. Adesso. Abbiamo anche là. Ecco qua. Macron ci ha lasciato Le Pen. Ma anche le matite. Anche le matite, povero Macron, insomma, ha sciolto il governo, quindi insomma vuol dire che. Visto in televisione. Era tutto sbiancato. Cosa che succede? Cose che succedono? Insomma, anche lì successo della destra, no? Della destra. Tracollo insomma, del governo moderato di centro-sinistra in qualche modo. Poi prossimo, quindi questa politica internazionale. Eccola qua. Questa chi è? Cresce la Meloni, anche la Schlein. Anche la Schlein. E che cosa sta facendo? Gli sega i tacchi, cioè gli erode un po' il consenso. Perché sappiamo che la Meloni non è una cima, voglio dire, non è che. Senza entrare nel giudizio. No, non è per entrare. Non fare. Ma sai che oggi non si può dire più niente poi, né dal punto di vista. È anche vero. Quindi, insomma, contieniti, perché sennò poi. Allora, poi che abbiamo? La prossima vignetta. Ecco qua. Allora. I missili europei non saranno lanciati sulla Russia. Guarda che le elezioni sono finite. Sì, allora massacriamoli, bastardi bolscevichi. Ecco, quindi questo è il Pinocchio, insomma, promesse elettorali, no? Campagna elettorale. Anche questo il tema della guerra è centrale, ma non è mai entrato nella campagna elettorale vera e propria, a parte qualcuno che ha scritto pace, altri che un po' pacifisti. Era un tema scomodo, Molti neanche, sapevano entrarci, adesso possiamo dire, no? Nell'argomento. Avevo voglia di entrare. Totò, insomma, andiamo. In Sicilia, boom di Forza Italia. Qua anticipiamo i risultati, dai. Sì. Ha preso più voti Berlusconi da morto che Salvini da vivo. Insomma, non è andata bene per Salvini, insomma, qualche cosa. È andato dietro Forza Italia. Adesso poi vedremo anche Salvini i numeri. Si è salvato in calcio d'angolo con Vannacci, Con Vannacci. Che gli ha portato 500.000 voti. Che gli ha portato, insomma, è una strategia, no? In qualche modo, non era messo là così tanto per. Poi, questo chi è? Non ti sento più. Eccolo qua. Questo è Giuseppe Conte. Giuseppe Conte. Da grillino
a grilletto. Da grillino a grilletto. È andata per questo è andata veramente male per il Movimento 5 Stelle, devo dire, è un po' così. Però lui sorride nelle tue Cosa che vignette, quindi succede? lo fai sorridente. Cioè, Michele Guzzi si sta ammazzando dalle risate, Sì. te lo dico, tu non lo vedi. Ma sono fatte per quello. Sono Sono bellissime. fatte per sorridere. Con le tue vignette. Sono Allora, fatte per poi sorridere. andiamo, ne abbiamo altre? No, non lo so. Non lo so, tu Non lo lo so. sai, se le hai fatte le abbiamo, no? Va bene, Poi- abbiamo finito. Però non le ho contate quelle che Niente, ho non le- fatto. Ci Sì, sei credo tu. che abbiamo finito. Va bene, Totò. Va bene. Allora, Ci sono io, grazie. che sogno un'altra vignetta magari. Un po' Va così, bene. un po' vignette ci sia. Allora, Allora, Totò, noi ci vediamo sabato prossimo. Vi saluto, vi auguro L'analisi un buon del proseguimento. voto della settimana, quindi ti divertirai con tutte le reazioni che ci sono, che ci saranno nelle Grazie prossime di ore. tutto. Ciao Buon Totò, proseguimento. ciao. Allora, ci Ciao. fermiamo. Grazie a Totò Calì, ci fermiamo, sigla e poi cominciamo la nostra trasmissione, il punto di oggi, analizzando tutti i numeri, partendo proprio dai numeri e poi ovviamente l'analisi del voto. Nel frattempo si vota anche, in questo momento sono in corso di scrutini per le amministrative in alcuni comuni importanti. C'è aria già di ballottaggi in alcuni centri, quindi sveleremo tutto dopo. La sigla e poi cominciamo. Eccoci qua, rientriamo in diretta ancora, buonasera, benvenuti Telecolor, il punto speciale elezioni europee, ci metto io anche una parentesi, elezioni amministrative 2024, 37 comuni in Sicilia, adesso daremo anche un po' di risultati, vi ripresento gli ospiti, Michele Cucuzza con noi, ciao Michele, Pierpaolo Montalto segretario di Sinistra Italiana, segretario regionale e la nostra Michela Giuffrida, fra un po' arriveranno altri ospiti per commentare tutto. Allora intanto do la parola ai colleghi giornalisti. Michele, che elezioni europee hai visto tu in questa fase? Io devo dire che sono rimasto impressionato, essendo da poco rientrato in Sicilia, della scarsissima partecipazione, del disinteresse dei siciliani nei confronti di queste elezioni. Ha votato il 38%, teniamo conto del fatto che per le amministrative hanno votato quasi il 50%, 49,9%, quindi proprio disinteresse completo. Precedenti elezioni europee 54,5%, cioè almeno di poco superiore alla metà. Quindi se a livello nazionale non è andata neanche benissimo perché hanno fatto il 49,7%, qui in Sicilia è il disinteresse completo. Totale, vuol dire che ha un significato questa risposta, vuol dire che queste elezioni ancora oggi, o comunque quello per cui si vota, non sono percepite diciamo, nel modo corretto. Indubbiamente è così, però purtroppo è così, perché delle volte ci sono dei temi che sono importantissimi. Recentemente ce ne siamo occupati al telegiornale Antenna. I costruttori Lance hanno lamentato che non hanno potuto dare lavoro a 15.000 nuovi operai, cioè perché non c'erano le persone formate per fare questi lavori. 15.000 operai significa lavoro, significano salari, significa progresso per la regione, eccetera. E questo invece purtroppo non è potuto avvenire e si sono persi poi, fra parentesi, 3 miliardi e mezzo di PNRR. Quindi l'Europa non è che si occupa delle zucchine, che si occupa delle cozze o di altre stupidaggini del genere, si occupa anche di cose estremamente serie. Poi calate diciamo a terra. Michela, tu diciamo, nella tua lunga carriera hai fatto anche l'eurodeputato e quindi diciamo, valuti nella doppia veste, no? Diciamo, queste elezioni e tutto il trascorso. Nel frattempo saluto Anthony Barbagallo che è passato davanti alla telecamera, però è il segretario del regionale del Partito Democratico. Allora Michele, insomma, analizziamo un po', insomma, tu hai battuto diciamo, nelle nostre trasmissioni che hanno preceduto ovviamente il voto sui temi dell'Europa, ma diciamo difficili, no? Sono da percepirsi, no? da tutti gli ospiti che sono stati qua indistintamente in tutto l'arco costituzionale. Ma infatti Luca, intanto buonasera anche da parte mia, buonasera a chi ci segue, buonasera a voi che siete in studio. Dicevi bene, abbiamo fatto in modo di pressare un po' per avere dei temi europei che alla fine non sono mai stati affrontati, prima di tutto perché i partiti
a quantomeno i principali, hanno impostato tutta la campagna elettorale come fosse un referendum, da una parte un referendum di governo, da una parte delle prove di forza per misurarsi, e alla fine così è stato. I temi europei non hanno neppure sfiorato la campagna elettorale, quindi non ci si può lamentare se poi moltissimi non sono andati a votare, perché l'effetto è questo, quello che ha prodotto la campagna elettorale. La gente pensa che queste siano elezioni inutili. Cosa diversa invece le prove di partito. Abbiamo avuto la conferma in un'elezione che più proporzionale non si può del fatto che i dati che ci stanno consegnando le urne confermino che si va nuovamente verso un sistema che è propriamente bipolare, perché i dati danno due grandi partiti contrapposti staccati di poco più del 4%, quello che è tipico di un sistema bipolare. Questo è un primo dato che secondo me va analizzato, così come va analizzato, ma avremo modo questa sera, aggiungo soltanto questo per ricollegarmi a quello che avevamo detto in tutte le puntate precedenti alle europee. Come vedete, probabilmente dai dati che arrivano anche rielaborati a livello europeo, non cambierà la composizione della Commissione, perché nei rapporti di forza il primo partito, quindi la prima coalizione, sarà sempre il PPE, i popolari. La seconda, a livello di seggi già attribuiti, mancano soltanto le caselle dei nomi, le ultime, sarà quella dei socialisti e democratici. La terza sarà comunque, nonostante la tragedia, il tracollo francese e tedesco, sarà sempre quella, la postazione dei liberali. Ha fatto bene a ricordarlo, perché in tanti hanno, vedendo i primi numeri, vedendo quello che è successo anche in Francia, con questa reazione di Macron che dal mio punto di vista vuole, prendere in contropiede anche quella parte di elettorato, mettendo le elezioni così presto. Se ricordo, si voterà a fine mese. Non è nella geografia poi del prossimo Parlamento europeo non cambierà poi così tanto. C'è un dato che emerge su tutti, Luca, che a quanto pare, se continuasse così, se il trend fosse confermato anche per le prossime elezioni europee, perché adesso si lavorerà per quelle, a minare alle fondamenta l'Europa così come la conosciamo non sarà il Parlamento, la composizione del Parlamento, ma saranno gli Stati nazionali, perché si è rotto in pratica l'asse franco-tedesco. Però è anche vero, dicevo, che sentivo poi i commenti dei deputati nazionali, soprattutto quelli del primo partito Fratelli d'Italia, dicevo però è vero che il partito di maggioranza italiano, il partito del Presidente del Consiglio, si siede e si siederà al tavolo come leader di governo, riconfermato anche dal voto degli elettori, quindi nello scambio reciproco di ascolto il partito della Meloni e la Meloni stesso dovrebbe avere più considerazione rispetto alla precedente legislatura. Non so se sei d'accordo, tu le hai vissute queste dinamiche. La Meloni ha guadagnato certamente credibilità a 3 giorni dall'inizio del G7, potrà sedersi lì con molta più forza, però ricordo sempre che a livello europeo contano i numeri, quindi i rapporti di forza sono dati dal rapporto di forza dei seggi. Non è un caso che la von der Leyen ha già cominciato le consultazioni, e quello che si prevede semmai sarà un allargamento ai Verdi, a patto che però la von der Leyen lasci sul piatto la conferma del Green Deal, e questa è la vera scommessa. Che è quello altrimenti poi di cui sarà difficile. No, di quello che poi si parlava, è quello che ha un po' fatto rumore soprattutto nell'ultimo periodo. Io non so se riusciamo a mandare questa grafica che il portale del Ministero ci propone, questa dell'affluenza. Michele Cucuzza prima parlava di affluenza, eccolo qua, vedete, questi sono i dati, credo si leggano bene, vedete, possiamo anche allargarli leggermente, ecco così. Il collegio Italia Insulare, che è quello in basso, chiude con un 37% rispetto appunto a una percentuale generale che è del 56%. In realtà poi vedete nel nord Italia si è votato di più, c'erano, ricordiamolo, anche delle partite molto importanti che erano le regionali in Piemonte,
alcune comunali molto importanti, tra cui quelle di Firenze, Bari, eccetera, quindi insomma in alcuni luoghi si è votato di più, da noi insomma un dato davvero molto scarso, 37,20% il dato di chiusura, quindi un dato che in qualche modo, come ricordava Michele Cucuzza, ci fa certamente riflettere. Sull'affluenza Luca, posso aggiungere soltanto una cosa, però dato per dato, basta guardare l'Igendum, rispetto alle consultazioni precedenti del 2019, l'affluenza nella circoscrizione insulare è stata addirittura superiore questa volta. Voglio ricordare che la volta scorsa era al 34,86%, quindi tutto sommato è andata bene. Tutto sommato è andata Ovviamente bene. È ironico. Ovviamente ci sono poi delle località, mi riferisco per esempio a Caltanissetta, Gela e tutti gli altri comuni dove si votava, che la percentuale è arrivata al tasso di percentuale che conosciamo quando ci sono le amministrative, a testimonianza che quando c'è il consigliere comunale che ti pressa, ti cerca, o l'aspirante consigliere comunale che ti cerca, ti pressa, ti telefona 4 volte al giorno per avere il voto, la cittadinanza è certamente più stimolata. Sull'affluenza volevo un commento anche delle due forze politiche di centrosinistra che abbiamo in questo momento presenti, tra poco arriveranno ovviamente anche gli altri. Michela e Michele, Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Democratico, si possono mettere la medaglietta di vincitori anche loro di queste elezioni? Michele Cucuzza e poi Michela. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, perché diciamo che hanno un risultato notevolissimo per Alleanza Verdi e Sinistra al 6,73 e ottiene, quindi supera il quorum abbondantemente, a differenza delle altre forze cosiddette minori, Stati Uniti d'Europa, Azione, Renzi e tutte le altre. E quindi insomma, sarà soddisfatto, immagino. Come no, certo. Il Partito Democratico che ovviamente si pone come il Partito Democratico è la seconda forza politica in Italia, 24,8, cresce, va avanti, e non devo essere io a tessere le lodi. Montalto che è arrivato prima, Montalto, e tra l'altro pensavo che già ha parlato, perché abbiamo cominciato, silenzio. come sempre abbastanza puntuale entrambi. Prego Pierpaolo Montalto. Allora, innanzitutto sì, grazie Ettore, soddisfattissimi, ma diciamo non sono sorpreso, non è un dato che mi sorprende perché l'abbiamo costruito con un percorso di radicamento politico, di proposta, di battaglie e anche studiando una lista che potesse dare delle risposte a cosa. Ma oltre ai temi, secondo me noi abbiamo fatto una campagna molto europea, abbiamo toccato molti temi prettamente europei, una risposta che deve essere data era anche a quello, un dato che è quello dell'astensionismo, che è drammatico. Io però vorrei fare notare una cosa, l'allocazione dell'astensionismo ha anche una sua giustificazione sociale. Se noi guardiamo la mappa della partecipazione al voto, il dato più basso è nelle regioni più povere, così se guardiamo anche la distribuzione del voto anche nelle città, nelle grandi città e nei quartieri, noi questo ce ne possiamo rendere conto. Perché? Allora, due cose. Innanzitutto io non condivido il fatto che si vada e che la risposta sia verso un sistema bipolare, secondo me è tutt'altro. Noi abbiamo, se non sbaglio, tra il 55% tra i due principali partiti, Fratelli d'Italia e Partito Democratico. Entrambi non sono in grado di determinare, tranne che se stravolgiamo completamente l'assetto costituzionale italiano, nessuno dei due può governare da solo. Esistono invece tra le due forze politiche un insieme di realtà politiche che hanno avuto delle affermazioni importanti che sono determinanti per fare eventualmente delle coalizioni. Quindi io credo che... Però io dicevo bipolare rispetto all'elezione che abbiamo visto, tant'è vero che ho premesso la più proporzionale in assoluto. Indubbiamente. Le prossime elezioni non saranno proporzionali e quindi ha ragione lei, è chiaro che il PD da solo non potrà governare. Dottoressa Giuffridi, io faccio ragionare una cosa, se una forza come la nostra, che è nata veramente da poco, stiamo parlando di anni, in così poco tempo, di fronte a un richiamo enorme verso il voto utile, ottiene un successo e anche velocemente per i tempi della politica così immediato, io credo che invece ci sia una voglia di partecipazione che deve essere data, dando alla gente la possibilità di votare per quello che lo rappresenta, In più, e su questo chiudo, io credo che quello che abbia allontanato la gente dalla politica sia stata l'incapacità di percepire le differenze tra
tra diverse opzioni di governo. La gente ha sentito su di sé che la propria condizione materiale non cambiava indipendentemente da chi governava. Ecco, dobbiamo invertire questo trend totalmente e offrire delle risposte utili. Io credo che, su questo chiudo, credo che il fatto che tra gli studenti, tra i giovani fuori sede, la nostra forza politica sia la prima, con addirittura il 40% dei voti, è forse il risultato politicamente più significativo, perché ci dà una controtendenza proprio rispetto alla lontananza della gente, in particolar modo dei giovani, dalla politica. Allora, è arrivato con un sorriso splendente come il sole, gli do il benvenuto l'onorevole Raffaele Stancanelli, anche Buonasera. lui credo uno dei vincitori di queste elezioni, sorride anche Michela Giuffrida, però prima di fare parlare tutti voi, prima di dare la parola a Barbagallo, a Stancanelli, a Michele Cucuzza e ritornare la parola per Paolo Montalto, noi abbiamo Lorena Dolci in collegamento da Caltanissetta, l'unico capoluogo di provincia dove si vota per l'elezione del sindaco. Ciao Lorena! Ciao Luca, sì, come dicevi tu, questo è l'unico capoluogo di provincia sui 37 comuni dell'isola in cui si è votato per rinnovare il consiglio comunale e naturalmente il sindaco. Se volessimo dare un titolo a questo collegamento potremmo dire per un pugno di voti, perché si sta giocando tutto per una manciata di preferenze. Intanto diciamo un dato, che lo spoglio è in corso, è iniziato alle 2 e ancora siamo a circa metà delle 56 sezioni, e c'è anche un altro dato, diciamo questo consolidato: non uscirà il sindaco da questa prima tornata elettorale, ma si andrà al ballottaggio, e anche questo era ampiamente previsto. Quello che però è difficile predire, e qua insomma sono tutti gli occhi puntati, è chi sarà il secondo competitor. Andiamo per ordine. Il più votato in questo momento e quindi il più avvantaggiato è Walter Tesauro, espressione del centrodestra, però ecco, si stanno giocando gli altri due, e cioè il sindaco uscente Roberto Gambino e Annalisa Petitto. Noi siamo proprio nel comitato elettorale del sindaco uscente che ci sta ospitando, Roberto Gambino, perché è l'unico che ci sta mettendo la faccia, gli altri sono molto prudenti e non vogliono, finché il dato non è consolidato, fare commenti. Ma noi intanto vi possiamo leggere in diretta i dati aggiornati che confluiscono proprio qui nel comitato e che sono dati reali. Siamo a 33 sezioni scrutinate su 56. Tesauro è al 34,15%, quindi lontano da quel 40% che l'avrebbe incoronato sindaco al primo turno. Poi c'è Annalisa Petitto al 30,21% e appunto il qui presente sindaco al 28,85%, separati quindi da un punto e mezzo, che in termini di voti quanti sono? Scusa, Lorena, Hanno 200 voti, circa una cosa del genere. In realtà vi giocate il secondo Si posto. giocano il secondo posto per il ballottaggio. Ricordiamolo questo. Esattamente, il secondo posto per andare al ballottaggio. E ricordiamolo, il sindaco ovviamente, i nostri ospiti lo sanno, i nostri forse i telespettatori non hanno ben di 5 chiaro la Stelle, situazione, però ricordiamo, anomalia siciliana o particolarità siciliana, da noi si va al ballottaggio sotto il 40% dei voti, nel resto d'Italia bisogna raggiungere il 50% dei voti per diventare sindaco. Con 40% più 1 si vince al primo turno in Sicilia, quindi il dato in questo momento è il candidato del centrodestra sotto il 40%, quindi È ben al di sotto, quindi ampiamente al ballottaggio. Sindaco, prego. Ma per farti capire, nell'ultima ora diciamo, abbiamo visto alternarsi al secondo posto la Petitto e poi Gambino, per un bel po' di tempo è stato Gambino al secondo posto, adesso c'è stato il sorpasso. Adesso stanno arrivando delle altre sezioni di cui abbiamo la informazione che abbiamo dei buoni risultati, per cui io sono fiducioso. Qua ce la giochiamo il secondo posto, siamo noi sicuri di aver fatto del bene per 5 anni, i nostri elettori ce lo stanno riconoscendo, i nostri cittadini ce lo stanno riconoscendo, perché c'è tantissimo voto disgiunto e quindi il voto che prendiamo noi è al di sopra dei partiti. I partiti hanno lavorato, ma noi abbiamo lavorato anche meglio dei partiti. Anche la competitor, insomma, Annalisa Petitto, insomma, è espressione di 7 liste civiche in cui c'è dentro, lo dicevamo, il centrosinistra, il PD, del quale però non ha voluto il simbolo, si è allontanata un paio di anni fa. Ci sono anche pezzi di Forza Italia e c'è anche per esempio il fratello di Giancarlo Cancelleri, ex uomo forte dei 5 Stelle e poi clamorosamente passato a Forza Italia, quindi comunque liste espressione del territorio in ogni caso. Ma noi restiamo coerenti con i nostri principi, con i nostri modi di amministrare la città. La nostra città è stata amministrata bene a giudizio dei cittadini, perché il giudizio è importante, esce fuori dalle urne.
urne. Per 5 anni abbiamo fatto pulizia e noi siamo fiduciosi e siamo pronti a ripartire da domani mattina. Anche perché quindi ci crede al ballottaggio, perché 5 anni fa fece un clamoroso ribaltone, no? Sconfiggendo l'avversario di centrodestra che nei pronostici era dato per vincente, quindi ci possiamo aspettare ancora di tutto. Ma il popolo ballottaggio poi è sovrano una partita vota. aperta, certo. Dopodiché decide il popolo sovrano chi deve andare a governare una città, per cui noi siamo fiduciosi che il popolo poi decida per il meglio. Va bene, Lorena, grazie. Ecco, allora ti leggo l'ultimo dato aggiornato. Vai. Sì, certo, l'ultimo dato è cresciuto 33 sezioni su 56, ripeto, Tesauro al 34,15, Gambino al 28,85 e la Petitto, Annalisa Petitto, tra l'altro unica donna in corsa, al 30,21. A voi la linea. Ovviamente sempre a rilento, poi quando si tratta di amministrative questo spoglio che dura poi è davvero un'infinità. Allora, Barbagallo che aveva quasi preso la parola e poi Stancanelli che riconfermato al Parlamento europeo, stando ovviamente ai risultati che ormai sono consolidati e sono finiti, aggiornati e cristallizzati appunto per il voto del Parlamento europeo. Barbagallo, soddisfatti, no? Insomma. Allora, sì, partiamo dal dato nazionale, siamo soddisfatti perché siamo... Facciamo vedere, io nel frattempo mentre Barbagallo parla, io faccio vedere anche un po' la grafica con tutti i dati dei partiti nel collegio Italia Insulare, abbiamo anche quello ovviamente piccole, preparato da noi. Ormai li conosciamo a memoria. Dicevo, siamo il partito che è cresciuto di più, la Schlein ha ereditato il partito da Enrico Letta con un risultato che era intorno al 19%, cresciamo di 5 punti e cresciamo molto di più rispetto ai sondaggi precongressuali. Ci affermiamo come l'alternativa come forza politica alternativa e attorno a cui costruire l'alternativa rispetto al governo Meloni. Siamo fiduciosi anche non soltanto per l'impatto che ha avuto la segretaria in una campagna elettorale intensa, anche in questo collegio fatto palmo a palmo da capolista, ma anche per l'aria che si respira. Io dico, sono fiducioso anche rispetto ai prossimi appuntamenti elettorali, perché poi l'anno prossimo ci saranno le grandi città al voto, nelle amministrative tradizionalmente il partito va sempre bene, quindi certamente siamo fiduciosi, ecco. Un bel momento. Rivolta alla Meloni ha detto arriviamo. La sensazione è quella, poi ovviamente ci misuriamo con le politiche, con una legge elettorale diversa, dove la sfida sarà quella di costruire la coalizione, no, direttore? Perché loro hanno una coalizione che è rodata, noi abbiamo la sfida di costruire la coalizione utilizzando anche il rapporto che, come dire, in Parlamento abbiamo costruito bene con Alleanza Verdi e Sinistra, con i 5 Stelle risolvendo alcune criticità, perché è chiaro che bisogna immaginare un movimento che non è più al 30, al 32, ma ora deve fare i conti con una nuova versione intorno al 10%, quindi è una sfida anche quella della relazione tra i partiti, ma io credo che la nostra segretaria, il gruppo dirigente avrà tutte le carte in regola per fare bene. Allora, un attimo sull'affluenza, perché secondo me è un dato che questa trasmissione, che in questo panorama si conferma sempre come, anche per entrare nel merito delle questioni, Michele Giuffrida più volte, anche per accompagnare i dibattiti, il tema su questioni specifiche, cioè, credo che c'è un livello importante che questo dibattito continua a confermare sull'affluenza. Noi non possiamo sfuggire il dato che tra nord e sud ci sono più di 15 punti di affluenza, quindi è un dato che testimonia sì lo scoramento, la sfiducia verso il gruppo dirigente, verso la politica in genere. Io credo che però alcuni correttivi, facendolo in modo largo con tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, si possono adottare. L'introduzione della scheda contraffatta col codice, che arreca un'inutile perdita di tempo per l'elettore al seggio, secondo me è stato un ostacolo inutile che scoraggia alcune persone ad andare a votare, così come Raffaele Stancanelli se lo ricorderà perché, come dire, ha qualche anno in più di me, quando l'elettore arrivava al seggio direttamente col documento e poteva votare senza l'ansia e l'angoscia di premurarsi della tessera elettorale, soprattutto nelle grandi città dove tu devi andare a fare la fila per ore e ore. A Palermo ci sono più di 3 ore, 4 ore l'affluenza, diciamo, la minore affluenza è derivata dalla scheda elettorale. Se se lo ricorda all'ultimo andare a votare non è incoraggiato.
soprattutto, non è assolutamente banale, però vale per nelle tutta grandi Italia. città. Cioè, insomma, se a questo poi aggiungiamo le dimissioni a centinaia dei presidenti di seggio, per cui le operazioni elettorali anche alle amministrative di Palermo e alle regionali sono iniziate con notevole ritardo, per cui il cittadino ci va e poi è costretto a ritornare poi magari quando si insedia il presidente di seggio. Quindi ci sono alcuni dati oggettivi dove secondo me il sistema elettorale, le operazioni di voto con una collaborazione ampia e oggettiva potrebbero essere riviste per renderle più, cioè alcuni costi che si risparmiano per le operazioni di voto, francamente, cioè, sono tagli che non servono. Lavorateci, lei è deputato, no, certo, sono deputato nazionale, di opposizione, ci può mettere un mano disegno di legge, risparmiamo 20 euro, 30 euro, però non guadagniamo certamente a sostegno della democrazia, perché certe volte garantire in un quartiere o in una frazione un seggio in più, come dire, garantiamo l'esercizio di voto e quindi la democrazia e non tagliamo su spese francamente inutili. Permettetemi una battuta, poi noi guardiamo le file interminabili per i centri commerciali o per comprare un telefonino nuovo e ci chiediamo dove abbiamo sbagliato, se dobbiamo affrontare. Non ci vuole la tessera elettorale. No, ma ci chiediamo veramente dove abbiamo sbagliato. Non ci vuole la tessera elettorale. Allora, prima di dare la parola a Stancarelli e poi andiamo in pubblicità, io voglio fare vedere un dato, sempre con le nostre grafiche, ovviamente col supporto del Ministero dell'Interno, eccolo qua. Questo è il voto dei fuorisede, cioè chi ha votato diciamo da fuori per la prima volta, no? in queste elezioni europee si è consentito il voto da fuori. Il voto dei fuorisede ha premiato Alleanza Verdi e Sinistra con il 40% dei voti, 40,35%, poi il Partito Democratico e Azione Siamo Europei col 10%. Azione Siamo Europei non è entrata nel Parlamento europeo. Il Movimento 5 Stelle 7% come Stati Uniti d'Europa, anche questo è rimasto fuori dal Parlamento. I grandi partiti, eccoli qua, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega addirittura allo 0,53%, Forza Italia al 2% e Fratelli d'Italia al 3%. C'è tutto un altro racconto. Stancarelli, allora, intanto complimenti per questa nuova prestazione diciamo elettorale, complimenti perché non era scontato alla vigilia, era una partita tutta in salita, faccio vedere anche per quanto riguarda il risultato della Lega, che è importante perché Stancarelli ha battuto Vannacci, no? nella sua lista, no? nel suo collegio. Quanto hai avuto? 44.000 voti? 44.000 contro... È qualcosa, è Rotti. No, io innanzitutto volevo fare una considerazione su quello che ha detto l'onorevole Barbagallo in merito alla scarsa affluenza. Io non metto in dubbio che ci sono dei motivi di natura tecnica, ci mancherebbe altro, però non banalizziamo, stiamo attenti. Eccolo qua, Stancarelli 44.000, Vannacci 35.000. Non banalizziamo perché la disaffezione alla politica c'è. Perché se assolviamo la politica non facciamo un buon servizio. Io sono d'accordo, facciamo le riforme che vanno fatte per agevolare, però signori, la gente è stanca della politica, ma io non lancio accuse a destra, a sinistra, la verità è che la politica ha stancato perché per anni, per decenni, non si è compreso che l'elettorato non vuole promesse e poi la disaffezione al sud è maggiore rispetto al nord, quindi un disagio sociale io immagino che ci sia. Ci fu uno sfogo, dobbiamo dircelo, 5, 6, 7 anni fa, quando il disagio si è canalizzato verso i 5 Stelle. I 5 Stelle hanno rappresentato uno sfogo di protesta per le difficoltà degli ambienti popolari che non trovavano un riscontro nella società, nella politica. Nel momento in cui i 5 Stelle hanno dimostrato quello che sono, io non posso essere accusato di essere un simpatizzante dei 5 Stelle, ma hanno tradito quella freschezza rivoluzionaria, chiamiamolo così, è tornato il riflusso e la gente non vota. Io do questa interpretazione, quindi se non diamo risposte, io non so fino a che punto il 36 diventerà 50%, perché poi il 36% ha votato, anzi il 38% stavolta, 5 anni fa il 36%.
questa disaffezione si caratterizza ancora di più per le elezioni europee, che non sono sentite, e anche questo per colpa della politica e dell'Europa. La politica perché non ha spiegato mai l'importanza dell'Europa, come l'Europa entra nelle case dei cittadini, nelle vite dei cittadini dell'Europa, perché si appresta a fare come posso dire, delle ricerche su alcuni elementi e non pensa alle cose importanti. Io non so da quanto tempo mi sforzo di dire che non pensare a una politica estera comune, non è possibile che ci siano 27 politiche estere, poi abbiamo come si chiama, Macron che minaccia di mandare soldati in Russia, questo qua io non so come possa, e gli elettori l'hanno punito, ieri l'hanno punito gli elettori. Allora facciamo un ragionamento anche politico, chiusa questa parentesi sull'affluenza. La domanda che mi ha fatto... la domanda ce ne sarebbero tante. No, mi ha fatto la domanda. Insomma, il successo, no? Un successo che certamente non era scontato. Stancarelli, lo ricordiamo, ma non era scontato. Ha cambiato partito. Cioè nel senso... No, io non ho cambiato nessun partito. Io non ho cambiato nessun partito. Io questa cosa la devo precisare. Mi sorprende che lei, che è un attento cronista, sbaglia i verbi. Michele, è sempre colpa nostra. No, sbaglia i verbi. Non mi piace io sono un uomo di destra, da sempre di destra e sono di destra, che ha avuto le porte chiuse del partito dove ha militato per sempre. Mi è stata offerta una candidatura importante per le elezioni europee per continuare il mio lavoro, ci ho pensato, lei è stato testimone di questo travaglio anche qui in trasmissione, si ricorda quando ne abbiamo parlato, e ho pensato di accettare la possibilità di continuare a fare il mio lavoro. Fra l'altro ho visto, e questa è la novità, ho visto che è stato gradito, perché prendere 46.000 voti, 44.000 veramente. Quanti ne aveva presi alle ultime elezioni? 30.000. Fratelli d'Italia, che era però non era questo Fratelli d'Italia, ma era un partito... Era un partito piccolo, perché poi ho questa disgrazia che mi trovo sempre nei partiti piccoli, non nei partiti grandi. Cioè io non ci sono mai, quando i partiti diventano grandi poi non ci sono mai. Ma questo, che la Lega non era un partito piccolo, è adesso un partito piccolo, c'è una piccola differenza. Vabbè, sento una voce a me familiare, ma non vedo. Giuffrida, ce l'ha accanto, onorevole Stancarelli, ce l'ha accanto. Dicevo, onorevole Stancarelli, complimenti intanto per l'affermazione. Grazie. Che stavolta il tempo lo sbaglia lei, il tempo del verbo, perché la Lega era un grande partito, adesso è un piccolo partito. Infatti ho detto che è un piccolo partito, ma io non ho detto che è un grande partito, non ho sbagliato il verbo. Ho detto che è un piccolo. Si trova sempre in piccoli partiti, ma quando si è imbarcato in questa avventura la Lega era la Lega del 22%. No, non è vero, ma che sta dicendo? Lei non è informata. Io mi sono imbarcato in questa avventura 20 giorni fa, ma di cosa sta parlando? Nel senso che valevano ancora i dati delle scorse elezioni europee. I dati non valevano perché la Lega aveva preso l'8. Allora le faccio una domanda, onorevole Stancarelli. Io sono convinta. Ha sbagliato lei quindi il verbo. No, assolutamente no, anzi ribadisco quello che ho detto. Però le dico, per andare avanti, secondo me è lei che ha dato un valore aggiunto a questa elezione. Bontà sua, ecco. A questa elezione. Vuole farsi perdonare l'errore? No, non devo farmi, sono obiettiva, ritengo di essere obiettiva. E non è un caso che appunto il richiamo del generale Vannacci in Sicilia non abbia sortito l'effetto che ha avuto nelle altre circoscrizioni. Diciamo che lei ha portato dei voti suoi, questo è certo. È stata una felice unione che in qualche modo ha salvato anche quelle che erano le previsioni. Diciamo tutti che fino all'ultimo momento non si dava il seggio alla Lega, invece il seggio è arrivato. C'è da dire, e io sono con Luca in ritardo rispetto alla tornata di chi sono i vincitori di queste elezioni, che secondo me ci sono tre grandi perdenti, al di là dei risultati assoluti di questa elezione in Sicilia, perché se scorporiamo il dato nazionale e andiamo a puntare i riflettori sul dato della... vedere subito, guarda, ecco, sul dato della circoscrizione, poco fa forse è passato inosservato, ma ci sono tre partiti che hanno perso, i numeri sono numeri. Il primo è la disamina dell'onorevole Barbagallo, era corretta se puntata su un dato nazionale, ma non certo se puntata su un dato siciliano, perché il Partito Democratico ha perso 2 punti. Il Partito Democratico... Michela, scusa un attimo, ti interrompo un attimo il tuo ragionamento perché spiego cosa vedono i nostri telespettatori. Ecco. Allora, questa è la grafica, diciamo, dei voti assoluti, in giallo è il dato nazionale, in bianco è il dato del collegio insulare, cioè Sicilia e Sardegna. Aspetta, perché abbiamo adesso anche un altro passaggio, e questo, come vedete, è diciamo quello che è successo un po' diciamo in Italia e nel collegio. Come vedete,
il macro dato è il dato di Forza Italia, che è al 9,6% a livello nazionale, al 20% nel collegio Italia insulare. La Meloni scende di un po' rispetto al dato nazionale, la Lega più o meno mantiene, il Movimento 5 Stelle, come vedete, in Sicilia ancora grandi numeri, non sono gli stessi però in tutto il resto d'Italia, e poi quel dato di Libertà di Cateno De Luca che ovviamente vola in Sicilia, ha un grande seguito, mentre il Partito Democratico, vedete, è in diciamo, un dato ancora più basso. Un attimo, Barbagallo, che ha chiesto la parola. Le faccio vedere invece con Eligendum, proprio l'altra grafica che è cristallizzata proprio sulla Sicilia, come questo quadro diventa ancora un'altra cosa scorporandolo dalla Sardegna. Succede che, chiedo alla regia di mandare la grafica, eccola qua. Succede che, eccolo qui, questo è il dato dei soli elettori siciliani, succede che Forza Italia, insieme a Noi Moderati, è il primo partito in Sicilia col 23,73%. Fratelli d'Italia il secondo, il Movimento 5 Stelle, dicevo, resta con un seguito importante, e poi il Partito Democratico e tutto il resto. Esatto, queste schermate tra l'altro chiariscono perché scorporano il dato. Io aggiungevo anche il confronto con le ultime europee. Quando parlavo di 2 punti percentuali persi mi riferivo al dato delle scorse europee 2019 con quello di oggi, sempre scorporato, quindi comunque è una flessione che è definita. Il fatto che poi si sia 8 punti dietro il Partito Nazionale credo che sia un dato da sottolineare, onorevole Barbagallo. Parlando onorevole Stanganelli, in modo, come dire, inappropriato, mi avete tolto la parola, ma io non... No, ma stiamo parlando tutti. No, stavi parlando degli sconfitti, stava facendo un ragionamento stavo facendo il ragionamento dei partiti che perdono. Allora lo concludo, così poi non mi inserisco più. I 3 partiti che perdono, il Partito Democratico, la Lega e il Movimento 5 Stelle, perché la Lega, non dimentichiamo il dato clamoroso anche, se vogliamo, delle scorse elezioni europee. Raffronto sempre con europee. Il Movimento 5 Stelle è stato veramente una debacle, io non userei altro termine, anche se non è politicamente corretto, ma più di commentare un dato che si commenta da sé, credo che non si possa aggiungere altro, poi magari lo faremo con esponenti del Movimento 5 Stelle, ma andrebbero raffrontati questi dati, e la mia domanda è, chiederei appunto il perché una loro disamina sia a Stancanelli che a Barbagallo. Chi va prima? Non lo so, fate voi, insomma, siete galantuomini. Allora, io rispetto alla riflessione che ha fatto Michela Giuffrida, il Partito Democratico guadagna rispetto alle elezioni regionali e alle elezioni politiche di meno di 2 anni fa più di 2 punti percentuali. Rispetto alle europee del 2019 era un altro partito. Quel partito ha subito l'amputazione di mezzo gruppo parlamentare all'Arse, che è transitato poco dopo ad Italia Viva, e altri, come dire, in alcune federazioni, spostamenti importanti del mondo che faceva riferimento a Calenda. Quindi quel partito non c'è più, e per fortuna. Abbiamo un partito che è uscito rinnovato dal Congresso, e io francamente preferisco questo partito con questi dati e con questo modello di organizzazione del territorio. Però voi avete perso un deputato in tutto questo giro di valzer, no? Ora ci arrivo pure all'eurodeputato. Rilevo che tra i partiti di opposizione rappresentati in Arse, quindi PD, Movimento 5 Stelle e Cateno De Luca, siamo l'unico gruppo parlamentare, l'unico partito che cresce rispetto alle elezioni politiche e alle elezioni regionali, perché gli altri calano tutti, e sull'eurodeputato, che in questo momento non ci viene assegnato il secondo seggio per lo 0,03, siamo a meno di 1/3 dei decimali, con l'assegnazione con i Verdi e Sinistra. Quindi, in base ai nostri dati, questi sono dati provvisori trasmessi al Ministero dell'Interno, conteranno, come si sa, i voti veri delle tabelle di scrutinio, e siccome siamo a 1/3 dei centesimi, quindi secondo me la partita, e secondo noi la partita è aperta, perché nel frattempo è scattato il 21esimo nel nord-est. Esatto, mancano ancora molti voti nel centro, non si è capito perché, ci sono un ritardo
dello scrutinio proprio a Roma, credo, a Roma città, quindi insomma questo è un problema. È chiaro che quindi voi sperate ancora nel secondo, questa è se la mandiamo in questo momento, come dire, la classifica per voto all'interno della lista del Partito Democratico. Elly Schlein ovviamente prima non andrà a Bruxelles, Peppino Lupo, ex segretario del Partito Regionale, insomma rappresentante anche di una parte importante del partito, anche storica, è arrivato primo, però vedete sono tutti lì. Bartolo l'uscente, il famoso medico di Lampedusa, ha appena 5.000 voti. L'elezione è tutta un filo, perché comunque la Sardegna, che lamentavano i colleghi sardi, anche il mio collega segretario regionale, un ritardo consistente nell'attribuzione anche di alcuni voti, perché la Quacquero, cioè, tra il terzo, quarto e il quinto ci sono meno di 2.000 voti. Meno di 2.000 voti, sì, anzi sono poco più tanti, di 2.000, però, voglio dire, poco più di 2.000 voti. Stancanelli. Allora, no, io sono d'accordo con quello che ha detto la dottoressa Giuffrida in relazione alle differenze tra il 2019 e il 2024, ma è passata un'era geologica, è successo di tutto dal 2019 al 2024, ci sono state elezioni politiche, le elezioni politiche hanno cristallizzato una situazione in cui Fratelli d'Italia è il primo partito, è passato dal 6 al 25%, la Lega è crollata dal 32 all'8,8%. Il paragone che c'è però nella vostra grafica è quello relativo al voto siciliano rispetto al voto nazionale di oggi. Questo è il dato, e qua c'è la differenza tra il 28,8 e il 21,2 e tra il 24,08 e il 16,6. Non è il dato siciliano, è il dato del collegio insulare. Il dato del collegio insulare, va bene, Sicilia e Sardegna, questo è. La Lega, che ha il 9% nazionale, avere il 7% nelle isole, secondo me è un dato assolutamente, no, ma infatti l'abbiamo detto, Stancanelli, era difficile anche per questo, assolutamente importante. Ecco perché, ma io ringrazio la dottoressa Giuffrida che ritiene che io sia stato un valore aggiunto. Questo non lo so se è così, certo ho preso 46.000 voti e qualche voto io l'ho portato alla lista, ci mancherebbe altro. Dicevo, rispetto a Vannacci è un dato oggettivo. È un dato oggettivo, ma io la ringrazio perché lo ha sottolineato. Anche perché io faccio un ragionamento adesso a briglia sciolta, Stancanelli, io non so se Vannacci fosse arrivato prima qua, se lei, non lo so, sto facendo così. Ma non si possono fare con i sé, per delicatezza non l'avrei sottolineato, è stato sottolineato che sono stato un valore aggiunto, non posso che accettarlo. Io non lo so se Vannacci... Non era un complimento. Era un dato. Un dato, sì, ma non è un complimento, infatti è un dato. Michele, dato io la parola, qua se non fai così non fai. Zaccaria ha detto io non sono nella Lega. No, io ho detto una cosa diversa, lui ha detto ha cambiato partito, io ho spiegato le motivazioni per cui sono stato candidato nella Lega, che fra l'altro conoscono tutti, a Catania e non soltanto a Catania. Però scusi, ha detto ho trovato una porta chiusa, si è spiegato come mai? No, questo non l'ho capito ancora. Non lo sa ancora? Non me l'hanno spiegato, non c'è stato dialogo, quindi non me l'hanno spiegato. Vabbè, ormai ma insomma è cosa passata. Quindi sono stato eletto nella Lega, farò parte quindi del gruppo della Lega, perché siccome mi considero una persona seria e così pensano anche molti che mi votano, io se sono eletto nella Lega farò il parlamentare europeo della Lega, con tutto ciò che questo significa. Ecco, ho voluto sottolineare questo. Poi il dato delle europee relativamente al 9% è un dato superiore alle politiche. Io non parlo di vincitori e vinte, perché una volta i vincitori e vinti erano se c'era lo 0,3% in più o 0,1%. Voi siete ragazzi, non me lo ricordate, ma una volta la Democrazia Cristiana perdeva se prendeva lo 0,5 in meno, dal 43 passava al 42,5, ha perso. Ecco, questa era la politica nella Prima Repubblica. Ora siamo in un'altra fase. Io invece voglio sottolineare un dato politico che è importante sottolineare. I partiti che oggi compongono la maggioranza di governo sono stati tutti e tre, hanno aumentato il loro suffragio. Quindi questo, se le elezioni servono anche a misurare la popolarità o il sostegno, mi pare che questi dati hanno un valore ben preciso. E non posso negare, alla luce di questi dati, che l'unico partito di opposizione che ha avuto un balzo in avanti notevole, 5 punti mi pare, 4 punti e mezzo, è il Partito Democratico. La lotta non è all'interno del centrodestra, la lotta ora per la supremazia si è completata con queste elezioni nel centro-sinistra, perché
Fino ad oggi Conte ha lavorato per dimostrare, ha lavorato ai fianchi anche l'alleanza, il cosiddetto campo largo, convinto che doveva diventare il partito principale dell'opposizione. Il Partito Democratico lo è diventato quando al 24,08. Gli si è ristretto il campo. Il 5 Stelle sono al 10%, quindi allora, mi pare che è chiaro. Pubblicità. Michele, chiudi tu perché sennò domani mattina tu non ti alzi. No, vai. Ultima domanda. Chiudo. Vai. No, solo una domanda, ma con questo piccolo sorpasso di Forza Italia sulla Lega? Ma non mi impressiona 9-7 contro 9-1. Sì, però dovete fare una considerazione che in Sicilia, che è un dato forte di Forza Italia, mi pare che al 20,3% rispetto al 9,6%, mettiamo che la Sicilia ha una caratteristica particolare, sono là 3 partiti in uno, se non sono 4. Sono 3 partiti in uno, c'è il partito di Cuffaro, l'ADC, il partito di Lombardo, l'MPA, che sono partiti... Noi moderati? Noi moderati c'è anche a livello nazionale, che sono partiti consistenti, non è che sono dei passanti che ci mettono la sigla, sono dei partiti consistenti. No, perché poi siccome la politica poi è lontana, siccome sono stato ad ascoltare tanto, a me viene detto perché vedete, ascoltavo io il dato. Possiamo andare in pubblicità, ritorno parola, ritorno alle parole. Michele, tu resti con noi dimmi tu. Sarà meglio che mi riposi un po'. Non sono come Stancanelli che a quante ore ha raggiunto adesso da sveglio? Quanto è arrivato? Questo 48 ore, non lo so. Stamattina mi ha detto una passeggiata. 2 ore. Non ho dormito neanche. Siamo tutti... Allora io ho promesso a Michele Guzzo, gli ho chiesto, come dire, il piacere di essere qui con noi, l'ho fatto con grande piacere, lui mi ha risposto lo faccio volentieri, ma ricordati che domani mattina io conduco Buongiorno Sicilia alle 7, devo aver letto tutti i giornali, devo aver fatto tutte le cose che bisogna fare prima di cominciare la trasmissione, quindi complimenti a tutti, appuntamento domani dalle 8 e poi con Buongiorno Sicilia. Grazie. Allora, grazie Michele per essere stato con noi ci fermiamo pubblicità, poi parola, non prendetevi voi la parola, Michela mi raccomando tu, che sei parola a Pierpaolo Montalto, subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta, il punto, abbiamo salutato Michele Guzzo che è stato con noi, do il benvenuto al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno di Fratelli d'Italia. Michela, un altro vincitore, no? Sì o no perché devo dare la parola? Sì. Sì, vabbè. Pierpaolo Montalto. Ragionavo io sul dato delle preferenze dell'onorevole Stancanelli, circa 44.000, e poi ho immaginato e ho ricordato il numero delle preferenze che ha raccolto Ilaria Salis, che non ha mai né fatto il sindaco né fatto il deputato regionale, circa 50.400, 50.406. Allora, prima parlavamo tanto dell'affezione della gente alla politica, innanzitutto permettetemi, io credo che è verissimo, peraltro avevo detto le stesse cose che ha detto l'onorevole Stancanelli, mettiamo oltre a questo il fatto che abbiamo trasformato la politica un po' in un regolamento di conti tra la politica e le persone, in un do-ut-des schematico. Io credo che il fatto che la gente non vada a votare e che nelle elezioni di prossimità sia più alta la percentuale anche un po' per il fatto che alcuni meccanismi alle europee non si determinano, no? E quindi io ragionerei su questo e sul nostro dato ragionerei su questo elemento. Noi sfidiamo delle corazzate, immaginiamo Forza Italia dovrebbe prendere 2 seggi, c'era l'immagine di Falcone, no, che era là a gestire gli elementi delle finanze regionali pochi mesi fa, abbiamo sfidato delle corazzate e io credo che siamo stati una buona risposta alla crisi di democrazia, perché abbiamo compreso come si possa prendere un risultato di voto di massa popolare con tantissime ragazze e ragazzi, l'avete dato prima il dato di percentuale, senza dover comunque rappresentare i blocchi di potere, perché chiudo su una cosa, la Lega ottiene un risultato anche perché aveva uno dei suoi fuoriclasse tra virgolette azzoppato, no? Che era l'onorevole San Martino, per far capire, perché anche questo, la politica poi per riuscire a tornare a trovare la gente deve tornare a dire dei messaggi chiari. Noi oggi ci troviamo con un partito come Forza Italia che chiaramente, per carità, ha un balzo enorme, che ricorre a un ex presidente candidato a regionale del fronte completamente opposto, a una Lega che fa ricorso a una persona, un esponente di una tradizione politica anche diversa dai leghisti,
come l'onorevole Sangarelli, perché, diciamo, anche perché San Martino ne è uscito un po' azzoppata questa campagna elettorale, quindi ne è venuto meno un cavallo da corsa, e quindi guardiamo alla politica e guardiamo a questi risultati col fatto che non è proprio andato tutto come prima, che non è vero che il centrodestra in siciliano è forte come prima, perché non è così, perché basta guardare due numeri e ci si rende conto che ci sono degli elementi di novità importanti, perché la nostra diventa ora una forza di sinistra in grado di dire qualcosa anche rispetto all'essere alternativa assieme all'altra forza al centrodestra, e perché forse finalmente diciamo, compare una luce che è quella della politica, che torna un po' a quello che era prima. Ecco, diciamo, vorrei provare ad evitare che la politica smetta di essere un mercato. Faccio vedere ai nostri, perché voi avete ricevuto molti voti ovviamente di lista, è piaciuto anche questa proposta di Ilaria Salis, ma lo sai perché è piaciuta? La grafica di Eligendo, e poi subito dietro, eccolo qua, Mimmo Lucano. In questa diciamo, composizione scientifica della lista, perché Ilaria Salis è candidata in un altro collegio, probabilmente opterà per l'altro collegio che è il nord-ovest. Lucano è al sud, dovrebbe essere eletto al sud, dovrebbe scattare Leoluca Orlando, che per noi rappresenta anche una bella cosa, perché aver visto un ex sindaco scendere in campagna elettorale con l'entusiasmo di un ragazzo, connettersi e mescolarsi sempre alle ragazze e ai ragazzi del mio di partito, comiziare con noi, e scusa una cosa sola, anche qua, se voi guardate un po' anche le preferenze e i successi dei nostri candidati e candidati, ci rendiamo conto che c'è veramente tanto della politica del fare. L'antifascismo noi l'abbiamo interpretato in un modo chiaro, liberiamo Ilaria Salis dalle grinfie di Orban e facciamo un gesto concreto. Lucano è il fare per eccellenza su un tema importante come quello dell'antirazzismo. Leoluca Orlando credo che abbia fatto discretamente il sindaco, infatti a Palermo ottiene un risultato straordinario, e sottolineo il risultato di una Stefania Pagliazzo che nessuno conosceva. Abbiamo fatto conoscere la sua storia, che è quella di una ragazza che si impegna, di una giovane donna che si impegna per salvare vite umane, e ottiene un risultato che per noi è importante e gratificante. Allora, Stancarelli, e poi vorrei far entrare anche Galbagno in questa discussione. Come è notorio, io rispetto le opinioni di tutti, rispetto anche le opinioni dell'avvocato Montalto, ci mancherebbe altro. Io però penso che le elezioni europee, anche le elezioni europee, debbano servire per mandare dei rappresentanti del territorio negli organi elettivi. Quanto ritengo, lo ripeto, rispetto, quando però per prendere voti l'avvocato Montalto, facendo riferimento alla sua lista, mettono degli, tra virgolette, acchiappavoti, ma lo dico in termini assolutamente non offensivi, se no ritiro la chiappa, lo ritiro se viene considerato come la Salis, ma infatti l'ho battuto, che io rappresento il territorio, infatti l'ho battuto. E se la Salis o Lucano, che rispetto assolutamente, rispetto alla Salis, rispetto a Lucano, rispetto a tutti, che sono soltanto una rappresentazione politica, e quando dico politica dico una cosa pulita, penso, e non la rappresentazione del territorio, stiamo attenti a criminalizzare chi invece le preferenze le prende rispettando tutto ed essendo sul territorio. No, ma lei ha ragione, però posso correggerlo un attimo. Volevo dirti questo, perché se il ragionamento non funziona. La correggo un attimo. Ilaria Salis sale nel nord-ovest, dove è il suo collettivo politico e dove ha più lavorato. Sì, Lucano sale nel meridione, e dove è il suo territorio e dove ha lavorato, e noi qua eleggiamo Leoluca Orlando. Quindi però, la sua opinione conferma quello che abbiamo fatto. No, la mia opinione conferma che se non ci fossero la Salis e Lucano, invece prende il 6, il 3, quando è il 6,3, avrebbe preso il 3,2. Ma perché le preferenze vengono da lì. Si riscopre antirazzista e antifascista. Anche io sono antirazzista, questo io ho preso i voti, quindi che ragionamento è? Noi abbiamo delle candidature fortemente caratterizzate sull'antirazzismo e sull'antifascismo. Sì, ma la gente invece di parlare di antifascismo, la gente vuole sapere come si possono risolvere i 50.000 voti ha preso, più di lei, quindi evidentemente è un tema che tira. È brava, 50.000, evidentemente è un tema che tira, ne ha presi più di lei. E questa è la dimostrazione. Allora io ripeto il concetto, allora sono degli acchiappavoti, non sono dei rappresentanti. Più di lei facendo quello che facevo io quando si ricorda, venivo a contestarlo pure io, quindi vedete, contestare porta bene. Nel senso, si ricorda benissimo, facendo quello che ho fatto
qui ha preso Sì, ma lei mi ha 50.000 voti. contestato, non ha preso mai un voto. Quindi Ma 50.000 l'abbiamo no, presi ma ora. non l'ha preso la Salis, non lei quando mi e la contestava. prossima volta i migranti lo vedremo, E però. poi vedremo, Però poi le vedremo. ripeto, 50.000 Se voti. lei si candida, mi canto anche io a sindaco, vediamo poi cosa Va succede. bene, sarà un piacere confrontarci. Sa che la voglio bene. Ma quindi- anch'io la voglio bene e sarà un piacere confrontarci. Va bene, detto questo, ecco, volevo soltanto Chiarissimo, completare, chiarissimo. ci sono le persone che si occupano del territorio, rappresentano il territorio e hanno i successi. Signore, così la democrazia funziona così. Allora, altra lista, ovviamente grande successo per Fratelli d'Italia, che ha confermato il successo, insomma, anche delle politiche in Sicilia, un partito in crescita, voto, lo facciamo vedere anche da qui, facciamo vedere quello nazionale, insomma la nostra grafica con il parallelismo nazionale e insulare, lo dico alla regia, così eccolo qua, possiamo confrontare. In Italia 28,8%, partito in crescita, abbiamo detto Galvagno, rispetto anche al voto delle politiche, quindi diciamo conferma all'operato del governo. In Sicilia 21,2%. Intanto questo siciliano, questo delle isole, è un dato che vi soddisfa? Restiamo sul voto generale, poi entriamo nel dettaglio. Allora, certamente rispetto al dato delle elezioni regionali e delle elezioni politiche, certamente sì, perché alle elezioni regionali, se non ricordo male, il dato di Fratelli d'Italia si attestava intorno al 15% circa. Stessa cosa per le politiche, dove si attestava intorno al 18 è virgola e qualcosa. Quindi certamente un incremento rispetto a prima. Per di più, in un periodo in cui Giorgia Meloni ha governato il paese, solitamente dopo 18 mesi magari si tende ad avere una fase di calo, invece oggettivamente si è certificato un buono stato di salute e il fatto che si siano non soltanto confermate quelle percentuali ma fatto qualcosina in più. Quindi ritengo assolutamente... Soddisfatti, diciamo, in generale. Michela, perché Galvagno l'hai definito vincitore, uno dei vincitori di questa partita delle europee? Perché certamente è un partito in ascesa che non ha flessioni, è vero che ha uno scarto anche diciamo significativo rispetto al dato nazionale, ma partivamo da una base che certamente non era quella. Poi dobbiamo deciderci, io lo faccio come mozione d'ordine in questo dibattito, comandi tu Luca, ma bisogna capire se noi ci confrontiamo con i dati delle europee o con i dati delle ultime elezioni, perché resta comunque un dato di fatto, sono molto differenti i dati siciliani dai dati nazionali di questa elezione, quindi lasciamo anche perdere da dove veniamo e che cosa è successo prima. E Giorgia Meloni ha fortemente identificato il voto, non a caso è stata la prima a fare la battaglia per mettere il nome sulla scheda, poi Elly Schlein ha anche lei seguito questo trend e non c'è dubbio che il voto plebiscitario è tutto di Giorgia Meloni. A differenza del PD, se possiamo fare diciamo un confronto a livello nazionale, il PD si avvale di diciamo più di consensi che sono più legati al leader di partito o a sindaci. Non dobbiamo dimenticare il dato clamoroso di De Caro, nonostante appunto Bari, De Caro, nonostante quello che è successo e la guerra che c'è stata in Puglia, guerra ovviamente giudiziaria e anche tutti gli strascichi polemici che sono seguiti. Scusa Michele, hai fatto riferimento a Bari, De Caro ha preso il 46%, cioè un numero stratosferico. Credo che tocchi le 500.000 preferenze, quindi c'è un confronto quasi diretto con chi governa il paese, che è il Presidente del Consiglio, quindi una cosa assolutamente inimmaginabile, ma ci sono delle ottime affermazioni di sindaci. Questa, io sono un po' d'accordo con quello che diceva anche Montalto. Leoluca Orlando ha guidato una stagione che era una stagione di sindaci, ma posso dire lo stesso di Matteo Ricci, posso parlare di Bonaccini che ha fatto però restiamo il su Galvagno, Michela, perché... Su Galvagno, no, era una disamina nazionale. Su Galvagno sono confermate un po' le stime che facevamo anche diciamo nei fuori onda di questa trasmissione. Credo che per loro, per Fratelli d'Italia, sia stata un'ottima affermazione, forse superiore alle aspettative, perché se non ricordo male il secondo seggio era un po' dato per non proprio certo, invece abbiamo visto che così è andata, un secondo seggio confermato. C'è un traino non indifferente di Giorgia Meloni, anche se questo vale per tutti i partiti. Luca, voglio porlo qui come dato oggettivo ulteriore e una parentesi che riguarda tutti.
gli eurodeputati e tra gli eurodeputati eletti non ci sarà purtroppo neanche una donna, e questo è un dato doloroso perché noi abbiamo avuto due forti capolista, la Schlein e la Meloni. Questo ha un po' influito, anche penalizzato, perché sapete nel gioco delle preferenze è molto difficile proporre una terzina quando già un dato è bloccato, vuoi che non si voti la segretaria, ma assolutamente no. Quindi è uno svantaggio con cui si parte, al di là poi dell'effettiva, una votazione a preferenza, al di là della effettiva forza delle candidate. Qui ci sono pochi rimpianti, perché poi abbiamo visto che personalità femminili forti, ahimè, ce ne sono state poche in questa consultazione. Io volevo rimanere sul Galvagno, perché io, diciamo, sai che poi mi appassiona i numeri allora, della campagna elettorale. Galvagno, io ho visto che qui è stata fatta una campagna elettorale scientifica, e quando dico scientifica è una campagna elettorale fatta bene, cioè sul territorio, battuta, eccetera, eccetera. Con Galvagno, posso usare il termine con lealtà? Non so se è un termine giusto. Cioè voi avete portato questi tre nomi compatti, molto spesso li vediamo sfilare questi nomi dalle terzine, laddove conviene, laddove è più facile, insomma dove si entra meglio. Poi in realtà io vi faccio vedere i vostri voti nelle isole, eccolo qua, questo è, lo mettiamo in grafica, questi sono i voti di Fratelli d'Italia, lo vediamo nella grafica di Legende, eccolo qua, Giorgia Meloni prende in Sicilia e Sardegna 242.000 erotte preferenze. Giuseppe Milazzo, che è l'uscente, prende 65.000 preferenze. Ruggero Razza, che camminava in accoppiata con Meloni e Milazzo, prende 61.000 erotte preferenze. Galvagno. No, intanto mi fa piacere che questo termine lo utilizzi tu, leale. Sì, la campagna elettorale è giusto che però noi lo specifichiamo, perché da dirigente di partito noi la campagna elettorale l'abbiamo fatto per Fratelli d'Italia e per Giorgia Meloni. Certo è che non mi piace nascondermi dietro il dito, sarebbe disonesto dire abbiamo fatto una campagna elettorale solo per il simbolo. No, l'abbiamo fatto anche per i candidati, perché così come chi ha deciso di candidarsi e mettere la faccia non in un'elezione con le liste bloccate, ma laddove si deve mettere la preferenza, si è creata una sintonia, un ponte, un'intesa, un accordo, chiamiamolo come vogliamo, dove siamo riusciti a creare un clima di pacificazione tra la Sicilia occidentale e la Sicilia orientale, e dove insieme a Giorgia Meloni, che aveva chiaramente priorità assoluta sul consenso quando lo si chiedeva agli amici o alle persone che magari si potevano incontrare, abbiamo anche avuto l'opportunità di poter sostenere Milazzo e Razza. Stessa cosa è avvenuta nella Sicilia occidentale, e sembrerebbe che quel falso mito che riportavano diversi giornali sulle terzine, che è soltanto il 13%, riporto un dato che aveva dato un giornale nazionale, la terza preferenza viene data soltanto dal 13% degli elettori, non mi sembra che risulti rispetto a una campagna elettorale che vede, specie in provincia di Catania, una percentuale che è molto al di sopra. Il tema è spiegare come si vota alla gente. Devo dire che questa ignoranza io non l'ho riscontrata. C'era gente di 70 anni che mi insegnava a me probabilmente come si votava, e i dati, mi viene da guardare la provincia di Catania piuttosto che il mio comune, che è Paternò, riportano come determinate terzine siano andate assolutamente in linea. Quindi questo è un dato che secondo me deve fare riflettere anche rispetto alle dichiarazioni che sono state fatte in passato. Poi, riallacciandomi a quello che diceva la dottoressa Giuffrida... Allora Galvagno, un attimo la interrompo, sì? Perché abbiamo il George Clooney dei sindaci etnei, che è il sindaco Scandurra, rieletto ad Aci Castello, lo ha intercettato in diretta Simona Mazzone, che è con lui. Simona, vediamo se ci sente in diretta, con il riconfermato sindaco di Aci Castello, il sindaco Carmelo Scandurra. Dove siete? In Piazza Castello, no? Una bella serata. Buonasera da Aci Castello. Prego. Sì, ci troviamo quasi a Piazza Castello, ma proprio di fronte il comune, con il sindaco che è stato rieletto, Carmelo Scandurra. Ad Aci Castello si votava, è uno dei 4 comuni del Catanese, il più grande, e in questo momento, mentre vi parliamo, sono state scrutinate 16 sezioni su 20, con oltre il 63% delle preferenze. Appunto è stato rieletto il sindaco Scandurra, che però subito dopo i primi 6, lo scrutinio dei primi seggi, ha già scritto un post su Facebook.
Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, l'esperienza mi ha fatto capire che con i primi dati che stavano uscendo già la vittoria era in tasca, quindi ho voluto proprio rassicurare gli elettori che abbiamo vinto le elezioni e grazie a questi elettori, queste persone che hanno creduto in noi, io ci tenevo tantissimo a farlo e li ringrazio davvero, davvero tanto. Oggi è una giornata speciale, bella, perché premia il lavoro che è stato fatto in questi 5 anni, di cui 2 anni di pandemia, perché purtroppo poi sono ridotte a solo 3 anni di amministrazione ed essere riusciti a ottenere 10 punti in più di percentuale rispetto a 5 anni fa testimonia il buon lavoro fatto da parte di questa amministrazione tutta, sia da parte dei consiglieri comunali sia da parte degli assessori, tutti gli assessori. Lei si è presentato, diciamo, con delle liste sostenute dal centrodestra, gli altri candidati Alberto Bonaccorso con il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico e Filippo Drago con De Luca e altre liste. Che campagna elettorale è stata? È stata una campagna elettorale da parte nostra fatta parlare dei contenuti, abbiamo parlato dei contenuti, abbiamo parlato delle cose che abbiamo fatto, che abbiamo in cantiere, che vogliamo fare, del programma elettorale che abbiamo sottoposto agli elettori, un programma elettorale fattibile, fatto su cose che si possono realizzare, non il libro dei sogni. E abbiamo continuato e continueremo a fare così. Per qualcuno non è stato lo stesso modo di fare una campagna elettorale un po' diversa, un po' brutta obiettivamente, soprattutto nei confronti di alcuni miei candidati e soprattutto del mio vice sindaco. Voglio dire che è stato attaccato in modo squallido. E terrà la squadra che ha tuttora? Questo lo verificheremo sicuramente, perché i partiti e le liste civiche mi hanno indicato gli assessori, poi nel momento in cui comporremo la giunta lo verificheremo con loro stessi. Ma intanto i primi obiettivi, sedendosi di nuovo sulla poltrona da sindaco a partire da domani? I primi obiettivi sono quello sicuramente della sicurezza, della ZTL, di creare delle zone tranquille per i nostri cittadini. Purtroppo nel periodo estivo, per fortuna per alcuni, veniamo assaliti da tantissimi motociclisti, persone che non rispettano il nostro territorio, quindi far attivare le ZTL che già ci sono e poi pensare a tutto il resto che non abbiamo potuto fare in questi anni, ma già abbiamo messo in cantiere, come la realizzazione di parcheggi. Abbiamo già delle idee, abbiamo fatto un bando dove hanno aderito alcuni cittadini, ma anche i proprietari del Lido dei Ciclopi, proprietari la gestione attuale del Lido dei Ciclopi, e dove pensiamo di poter realizzare 180-200 posti macchina. È importante avere questo per creare ad Aci Trezza, ad Aci Castello delle zone tranquille dove poter passeggiare. Se non ci sono domande da studio vi restituisco la così, linea, grazie a voi. Complimenti al sindaco di Aci Castello rieletto, non so se ci sente, se no glieli riferisci tu. Riferisco io. Riferisci tu. Grazie a Simone Mazzone per questo collegamento. Sono stati eletti poi a Motta Sant'Anastasia, anche lì c'era una partita abbastanza interessante, è stato eletto il sindaco Bellia, quindi là c'è una partita tutta interna al centrodestra e poi adesso tra un po' andremo a Gela dove c'è un'altra partita interessante, Zafferana Russo e poi chi c'era? Ragalna Caruso, non l'avevo sentito, scusa. No, figurati. Non l'avevo sentito. Altre partite interessanti, avete altri voti voi in mano? Perché come sempre aspettando i siti dei comuni della regione si arriva sempre molto in ritardo. Nel frattempo saluto il collega Antonio Condorelli che anche lui lavora come noi dalla chiusura delle urne delle europee. Ciao Antonio. Ciao Luca, un saluto a tutti. Ciao Antonio. Allora Galvagno, ci eravamo interrotti un attimo prima insomma, su questa questione della campagna elettorale. Allora intanto una domanda gliela faccio, però insomma, secondo lei, visto anche le dinamiche insomma, di questa campagna elettorale, ci sarà qualche ripercussione nella giunta del presidente Schifani, visto anche questo risultato enorme di Forza Italia alle elezioni europee? A parte che ci sono 2 assessori che in teoria dovrebbero andare a fare gli eurodeputati. Ma al netto dei 2 assessori, che ritengo poi decideranno loro se rimanere o fare altro, quindi immagino che in Forza Italia certamente sì. Equilibri non so se ce ne saranno di differenti, anche perché il Presidente della Regione credo che abbia fotografato al momento dell'elezione quello che è l'equilibrio da mantenere durante i 5 anni. Comunque anche
rispetto al dato di queste liste, come prima ben diceva l'onorevole Stancanelli, o forse non ricordo se era lui, il contenitore di Forza Italia ha avuto l'opportunità di avere all'interno anche altre anime che hanno arricchito ancora di più quello che è un dato che è composto anche da altre liste e altri gruppi parlamentari che oggi sono presenti in seno all'Assemblea regionale siciliana. La lista di Fratelli d'Italia sono confluiti a momenti differenti, l'MPA di Lombardo che sosteneva la Chinnici, che ha sostenuto con forza la Chinnici, e il gruppo di Totò Cuffaro, quindi la Nuova Democrazia Cristiana. Attenzione, che fa piacere, cioè, noi non abbiamo il dispiacere che ci possa essere una lista di centrodestra che possa avere preso una percentuale maggiore della nostra, perché noi guardiamo all'ottica della coalizione e allo stato di salute del centrodestra. Certamente però è giusto che se noi dobbiamo analizzare un dato lo dobbiamo analizzare per quello che effettivamente è. Fratelli d'Italia ha fatto una lista con dei candidati di Fratelli d'Italia, non ha avuto sostanzialmente l'idea, che poteva essere anche un'idea di inclusione di altri gruppi per poter arricchire e dare un risultato elettorale magari un tantino sulle preferenze maggiore rispetto a quello che ha acquisito. È stata una scelta che è stata fatta, però in tutti i casi è certificato da il dato in cui Forza Italia in Sicilia, non nel collegio, è prima forza politica. Allora, ci fermiamo per la pubblicità. Io devo salutare l'onorevole Raffaele Stancanelli, al quale faccio ancora le mie congratulazioni, i complimenti per il risultato ottenuto. Grazie. Sarà nuovamente eurodeputato, guardate come sorride. Va bene, è giusto, è il momento. Facciamo È la sua penultima. Questa è una provocazione, è una tipo provocazione. Contro di me come candidato a sindaco. È una provocazione, confermo, è una provocazione. È una brutta provocazione. Poi da quel pulpito. Vabbè, insomma, ci sta. Sì, Grazie. certo che ci sta, Allora, onorevole Stancanelli, grazie. Ci fermo là, devo salutare la pubblicità e poi durante la pubblicità si accomoda. Non conosco le regole del gioco velocemente. dello spettacolo. È molto semplice. Non faccio spettacolo. Dello spettacolo, vabbè, è sempre là dobbiamo andare. Grazie onorevole Stancanelli, ci fermiamo, pubblicità e poi rientriamo in diretta con il punto speciale elezioni europee. Rientriamo in diretta con il punto di oggi, l'analisi del voto delle elezioni europee ma anche delle amministrative. Ci ha raggiunto tra gli ospiti l'onorevole Giuseppe Castiglione, deputato regionale del Movimento per l'Autonomia. Movimento per l'Autonomia, abbiamo detto prima di andare in pubblicità, che ha supportato la lista di Forza Italia, nel caso specifico l'onorevole Caterina Chinnici, che si è classificata terza nella lista di Forza Italia, quindi al momento, a meno che non ci saranno ulteriori rinunce, non è eletta e quindi non ritornerà al Parlamento europeo. Con noi c'è Ettore Barbagallo, deputato nazionale del Partito Democratico e segretario regionale del PD, il segretario regionale di Sinistra Italiana, Alleanza Verdi e Sinistra, Pierpaolo Montalto, e il presidente dell'Assemblea regionale siciliana e deputato di Fratelli d'Italia, Gaetano Galvagno. Allora, Barbagallo, prego. C'è una riflessione che volevo fare a proposito di dati. Se guardiamo la somma dei partiti che sostengono il governo Schifani, che quindi sono Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, troviamo una Sicilia divisa in due, perché la somma dei partiti che sostengono Schifani fa il 51%, quella delle altre opposizioni, più o meno rappresentate in Ars, fa il 49%. Io credo che è un dato che rispecchia in modo chiaro ed evidente come la pensa l'elettorato siciliano, quindi non è emerso un giudizio di gradimento assoluto nei confronti anche del centrodestra siciliano. C'è una Sicilia divisa in due, il compito che ha il centrosinistra è quello di mettere insieme partiti che sono stati spesso litigiosi fra di loro, non sono riusciti mai a fare la coalizione, e certamente la novità nel quadro politico è che se viene confermato il seggio d'Alleanza Verdi e Sinistra, che oggi non è rappresentata in Ars, è chiaro che cambia anche la possibilità della conformazione della coalizione, anche in vista delle future elezioni regionali. Mettiamo la grafica con i numeri, quella insomma nazionale, per capire anche se esiste diciamo un fronte comune, uno spazio Però comune. questo grafico nel dato in bianco non è relativo alla Sicilia. Non è relativo alla Sicilia, intanto è relativo al collegio insulare, perché infatti Forza Italia poi sale ancora di più in Sicilia
e questo invece 20,03 tiene conto invece della media con la Sardegna. No, però già se esiste, diciamo, sul piano nazionale si potrebbe anche comporre, certo, no? ma c'è l'incognita De Luca. E c'è l'incognita De Luca in Sicilia, che devo dire, questo è un buon risultato o no, secondo voi, questo di De Luca? Lui l'ha detto, l'hanno detto qua anche i suoi esponenti durante la campagna elettorale, loro stanno costruendo già per le prossime regionali, non era un mistero, e questo ovviamente è un passaggio. Verso il passaggio, perché poi ritorniamo sempre al fatto che la gente si rompe le scatole della politica. Bruciare migliaia di preferenze in una lista in cui c'è tutto è un bel messaggio che ha dato politico il movimento di De Luca. Qualcuno ha visto cosa c'è là dentro, si passa dai nazionalismi esasperati al viva il nord, prima il nord e quant'altro, per una persona che ha fatto di un presunto meridionalismo la sua bandiera. Cioè, io credo che quando analizziamo la disaffezione della gente alla politica, uno guarda, basta vedere quel simbolo e rendersi conto che è una strategia, insomma, non è una strategia, è un modo di connettere e di legare l'elettorato a esponenti personali, a personaggi politici personali, che sta distruggendo la democrazia e la politica, soprattutto in Sicilia. Cioè, qua si ragionava prima sul dato di Forza Italia, ci rendiamo conto a chi ha dovuto attingere Forza Italia per diventare primo partito in Sicilia? Cioè, riesce a mettere assieme il Movimento per l'Autonomia, Totò Cuffaro. Per quanto riguarda Totò Cuffaro, non torno su precedenti indagini perché non mi interessa, cerco di essere garantista comunque sempre, ma ci rendiamo conto di quello che stiamo guardando. Ecco, io credo che se... Ce l'ha qui, può chiedere, eccolo qua, Movimento per l'Autonomia, rappresentato da Giuseppe Castiglione. Poi che riferirmi a loro che avevano prima allora, sono un movimento autonomista, un movimento... No, ma lasciando perdere, quando vedo il dato di De Luca e mi rendo conto che è un'anomalia, mi rendo conto che è un'anomalia mettere in una proposta politica elettorale 100 miliardi di simboli con idee le più disparate. Io prego, Castiglione. La differenza tra l'MPA e De Luca è che noi ci siamo... Caterina Chinnici, lo facciamo vedere, ha preso 93.000 voti, che non sono pochi. No, dico, la differenza tra De Luca e noi di Lombardo è che ci siamo messi con la Forza Italia e abbiamo dato un contributo importante, perché grazie a noi è scattato il secondo seggio di Forza Italia, che poi è Falcone, che era la Chinnici, però credo che il risultato che la Chinnici prima era candidata col PD e ora è candidato con Forza Italia è un risultato, un dato importante, soprattutto nella città di Catania, perché Forza Italia è il primo partito a Catania, o perlomeno i candidati che ci sono stati, sia Falcone che la Chinnici, si parla intorno ai 7.000 voti, e nella provincia di Catania Caterina Chinnici, che tra l'altro abbiamo avuto di conoscerla e abbiamo fatto, spesso ci siamo confrontati a Catania nella provincia, credo che ha preso circa 30.000 voti, un dato importante, dove l'impegno di Lombardo e di tutto il partito, sicuramente anche nelle altre province, ricordo bene a Siracusa un ottimo risultato, da Agrigento, credo che nella zona di Palermo forse c'è stata... Falcone ha avuto un... Posso fare una domanda? Certo. No, una domanda per curiosità. Prego. Ecco, questo risultato dipende dall'aver preso una candidata nota per i discorsi antimafia, mettendolo assieme a uno che ha preso 7 anni per un favoreggiamento, con una forza che ha governato col PD, sostenendo all'interno di Forza Italia l'ex candidata presidente. Cioè, io mi rendo conto di tutto, però per carità il massimo dell'apprezzamento, però rendiamoci conto che una Macedonia con diciamo, una ricchezza di frutti esotici che diciamo, si contende il pozzo della leadership con quella di De Luca. Quando era con voi era brava, e ora che ma per carità noi abbiamo fatto le prime io ti dico molto sinceramente, noi abbiamo sostenuto la Chinnici per rispetto di una realtà di coalizione. Io ho votato contro la sua candidatura, ho sostenuto e sono stato, penso, la persona più battagliera nel sostenere Claudio Fava. Per me è stato un errore anche candidarla anche nella competizione. Lo sa benissimo Anthony Barbagallo cosa pensavo della candidatura della Presidente Chinnici, è stato infatti un fallimento e evidentemente sta meglio da parte vostra. Prego, no, però su questo, visto che ha fatto giustamente un accenno ritornarci, perché insomma, tra l'altro, scusi se la interrompo Montalto, però dico ci sta anche che sostengano loro la Chinnici, per carità, ex assessore di quel per carità, Lombardo. Sto dicendo che è un purpurì. No, semplicemente sui dati, perché non entro nel merito della questione. Il tema è: ha fatto bene l'onorevole Barbagallo a ricordare qual è la sommatoria, ed è all'incirca il 51%, che comunque rappresenta che cosa? Una divisione, ma comunque una maggioranza.
Ma dall'altro canto, se noi andassimo a guardare però il dato delle regionali, Schifani è stato eletto col 42%, non col 51%, e comunque quindi c'è sempre un incremento rispetto al passato. Sulla questione invece della lista, mi permetto di dire, ma non vuole essere una critica, che mi sento di difendere De Luca. Attenzione, magari non avrei fatto io non so quanti simboli all'interno. 19. Quanti? 19. 19 simboli, però permettetemi di dire che anche in passato, e se non ricordo male anche la vostra lista, a livello nazionale ha preso la prima volta che 5 anni fa, quando si candidò, il 2,3%, se non ricordo male. Dove? Quindi a livello nazionale. No, di più, perché se no non entravamo in Parlamento. No, non entravate in Parlamento. Siamo entrati in Parlamento, quindi abbiamo preso di più per forza, sbarramento al 3, quindi non potevamo presi il 2,3. Alleanza Verdi Sinistra esordisce la prima volta nelle parlamentari. La sinistra all'1,80, Europa Verde, Europa Verde al 2,3. Alleanza Verdi Sinistra, scusami, no, per questione di puntualità. Alleanza Verdi Sinistra è esordito l'ultima volta, abbiamo preso il 3,6, quindi il 2 non l'abbiamo mai preso. 3,6. A livello contatto non è entrato per nulla. Per l'europeo sto parlando. L'europeo non c'eravamo Alleanze Verdi Sinistra. No, c'era Europa Verde e la sinistra. No, questa è un'altra cosa. E io sto dicendo, io non ero neanche con la sinistra. No, ma io non sto dicendo quando lei era con la sinistra. Ma sono due cose diverse, sta mischiando due dati di due partiti diversi. Io leggo Europa Verde adesso, Europa Verde 5 anni fa. Sto semplicemente dicendo che la stessa acronimo che poi il partito si è gestito da altri soggetti differenti, magari si usassero dei nomi differenti, in tutti i casi quell'esperienza ha portato ad avere il 2,3%. Significa che gli stessi voti che ha bruciato, come diceva lei, De Luca, per queste elezioni con l'1,2 sono stati bruciati in passato 5 anni fa da tante altre liste. No, non ho detto proprio questo, forse mi sono espresso allora, male. Ci stiamo incartando. Antonio, domanda per qualcuno. Antonio, domanda per qualcuno, perché poi insomma dobbiamo fare un altro cambio di ospiti. Quarto partito in Sicilia, del terzo. Scusate, c'è il collega Antonio Condorelli che vuole fare una domanda, non so a chi. Prima domanda. Innanzitutto spieghiamo e raccontiamo a chi ci ascolta che in questo momento, mentre noi parliamo di queste scosse di assestamento, per esempio Giorgio Assenza, il capogruppo di Fratelli d'Italia, ci tiene a sottolineare che Fratelli d'Italia, a differenza di Forza Italia, non ha avuto il sostegno esterno da parte di altri partiti. Dice siamo noi i primi in Sicilia, e non è una sottolineatura a caso. Ha detto anche Galvani, dice noi abbiamo fatto la nostra con i nostri, abbiamo fatto la nostra campagna elettorale con i nostri. Antonio, hai una connessione un po' ballerina, quindi mi sa che dobbiamo risistemare la connessione con Antonio Condorelli, lo dico alla regia. Allora facciamo così, saluto Pierpaolo Montalto che ha iniziato la trasmissione con noi, lo ringrazio, complimenti anche per il risultato della sua lista. Saluto anche Anthony Barbagallo, grazie per essere stato. Aspetta, fermo là, un attimo, andiamo alla pubblicità. Questa è la mozione Stanganelli, che uno si alza quando viene chiamato. Tipo... Vabbè, lasciamo vabbè. Andiamo. Allora, ci fermiamo, pubblicità, poi ritorniamo, ristabiliamo i collegamenti. Pubblicità e poi rientriamo, dai. Rientriamo in diretta, do il benvenuto a Manlio Messina, vice capogruppo vicario alla Camera di Fratelli d'Italia, ci ha raggiunto, abbiamo ristabilito il collegamento con Antonio Condorelli, tra un po' arriverà anche Marco Falcone, fresco appunto di elezione al Parlamento Europeo, e poi tra un po' anche un collegamento con Gela, dove ci sono le comunali, ma dove sentiremo anche l'anima del Movimento 5 Stelle all'Ars e Nuccio Di Paolo, quindi insomma c'è tanto da raccontare ancora. Antonio Condorelli, non so se adesso è frizzato o va bene la connessione. Antonio, ci sei? No, non c'è, è frizzato, abbiamo frizzato Antonio Condorelli. Vedo però in bassa frequenza anche Geritale con Nuccio Di Paolo. Allora, Manlio Messina intanto, come sono andate queste elezioni? L'abbiamo chiesto a tutti, aspetta, prima chiedo a Michela Giuffria. Michela, Manlio Messina è quindi quello che rappresenta in Fratelli d'Italia, è vincitore di queste elezioni? Ma è lo stesso partito di Galvagno, quindi la risposta non potrebbe essere diversa. Insomma, no. Le anime, le cose. Allora, poco fa Galvagno, avrei voluto chiederlo a lui, non so se ancora... ecco,
perfetto, parlava di una pacificazione interna, l'ha detto lui, sono parole sue, a Fratelli d'Italia. Desideravo sapere che cosa intende. E poi dobbiamo ricordare che c'è stato un apporto, ho visto i dati che riguardano Catania e Ragusa, sono le province nelle quali Fratelli d'Italia ha ottenuto più preferenze, quindi per quanto riguarda Catania c'è stato un apporto certamente non negabile, cioè innegabile, dato da Pogliese con il candidato da lui sostenuto Massimiliano Giammusso. Desideravo sapere a questo punto se si riferiva a questo rispetto a una pacificazione o come stanno le cose. La pacificazione che intendo è tra la Sicilia orientale e la Sicilia occidentale, tra Catania e Palermo, tra quella che talvolta, anzi spesso può essere una contrapposizione, uno scontro tra due anime ma dello stesso partito. Ecco, in senso Questa era la allora. Assolutamente sì, e comunque ritengo che così come anche ha riportato Luca Ciliberti si evinca quello che sto dicendo rispetto ai numeri che emergono dalle urne in maniera assolutamente... No, la domanda l'avevo fatta perché nella terzina, diciamo, abbiamo visto, per quanto la riguarda, lei appoggiava apertamente, lealmente, come ha detto Luca, Giorgia Meloni, Ruggero Razza e Giuseppe Milazzo, quindi Giammusso non c'era. Ora io vorrei, questa cosa mi piace sottolinearla perché dico, chi segue e chi guarda anche le dinamiche che stanno dietro le elezioni, io vorrei che la regia rimettesse questa grafica perché non è banale, guardate questi numeri che ho fatto vedere prima tra il secondo e il terzo classificato all'interno della lista di Fratelli d'Italia, 65.000 con 61.000 preferenze, sono poco meno di 4.000 preferenze che in un bacino di 1.900.000 votanti praticamente è niente, cioè questi hanno camminato praticamente di pari passo, uno da Palermo, uno da Catania. Cioè non è veramente complicato, no? Chi ha fatto l'elezione, lei che ha fatto per familiarità, no? Castiglione, lei, il papà, insomma tutti quanti, voi che avete fatto l'elezione, quanto è difficile portare qualcuno, è complicatissimo già con un nome. Questo binomio, devo dire, ha camminato in maniera perfetta dal mio punto di vista, poi io potrei anche sbagliarmi, non lo so. Castiglione, lo chiedo a lei che è fuori dalle dinamiche di Fratelli d'Italia. Ormai dico, credo che si vede che si sono impegnati chi ha sostenuto sia Milazzo che Razza, sia, come diceva il Presidente Galvagno, nella zona orientale e occidentale, quindi hanno fatto un lavoro di squadra e questo è stato il risultato. Ovviamente la Meloni era la donna che era su tutte le cose, su tutte le donne, e quindi poi hanno sostenuto, ma io lo percepivo quando eravamo in assemblea regionale che c'era un impegno da parte loro, come noi abbiamo sostenuto in maniera seria la Chinnici, e spesso o qualche volta capitava che magari si poteva inserire Falcone o si poteva inserire Tamaio nella zona di Palermo, Tamaio nella zona di Catania, magari Falcone. Ora qui ci sono stati, guardate, anche ho cambiato la grafica, ho messo quella di Forza Italia, diciamo, dove avete partecipato anche voi. La Chinnici con 93.000 preferenze, lo dico a Michela che ha fatto le elezioni, è un numero, no? Cioè, è forte, e ovviamente il fuoriclasse qui è di Tamaio che supera le 120.000 preferenze. Qualcuno diceva che lo dava a numeri ancora più alti, però insomma un risultato eccezionale anche di Marco Falcone in questo caso, che erano i due, insomma, si contendevano la prima piazza, quindi uno non portava l'altro, ecco, per intenderci. Anzi, tra l'altro lo dice lei. Col 40% dei votanti, quindi il dato è importantissimo. Messina, che elezioni sono state queste? Sono state elezioni secondo me molto importanti, elezioni che hanno sancito un chiaro obiettivo da parte degli elettori, cioè quello di riconfermare il governo nazionale, di rafforzare il governo nazionale, rafforzare la leadership di Giorgia Meloni, che prende quasi 2,5 milioni di preferenze. Credo che sia forse il dato storicamente più importante per quanto riguarda un candidato in Italia. E questo ci dà la convinzione che evidentemente il lavoro che stiamo facendo a livello nazionale paga, la gente sta capendo quello che stiamo provando a fare con enormi difficoltà, e soprattutto il dato che rafforza ancora di più questo sentimento è il calo netto del Movimento 5 Stelle, quindi diminuisce il voto di protesta e diminuisce il voto anche al sud di chi
ha fatto politiche assistenziali facendo danni enormi anche al bilancio dello Stato. Quindi credo Allora, che questo scusi, la interrompo, perché quando c'è lei in questa trasmissione si palesa sempre qualcuno del Movimento 5 Stelle, è come se diciamo, avete come dire, un'affinità da calamite. Io vedo collegato Gerry Italia da Gela con Nuccio Di Paola, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle, non so se ci sente, ma vorrei che ci sentisse. Gerry, mettilo in condizioni di sentirci, perché ti passo l'auricolare adesso, Luca. Una tu e una lui, dai, una tu e una lui, così sente. Intanto benvenuto a Nuccio Di Paola. Allora, Di Paola, dicevo, quando c'è Maglio Messina c'è sempre qualcuno del Movimento 5 Stelle che compare, insomma, come se fosse come dire, una disputa infinita tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Anche ora, diciamo, non me l'ha riservata il complimento. Allora, Di Paola, devo dire, voi non lo chiedo neanche a Michela Giuffrida, voi siete certamente tra gli sconfitti di queste elezioni. Abbiamo, Luca, se riesci a farci alzare un pochino il volume qui sulla... Sì, vi sentite adesso? Diciamo, il Movimento 5 Stelle, Gerry, dillo tu ovviamente, è certamente tra gli sconfitti di queste elezioni europee. Allora, Nuccio, tra gli sconfitti di queste elezioni europee? Ma sicuramente non qui in Sicilia. Il dato nazionale è un dato che fa riflettere, l'ha detto pure il Presidente Conte ieri sera, ha detto che ci sarà una riflessione sul livello nazionale, ma qui in Sicilia il Movimento 5 Stelle è terzo partito, e permettimi di dire terzo partito dietro Fratelli d'Italia e Forza Italia, che ingloba almeno 4 partiti. Noi qui otteniamo il 16%, siamo il primo partito per quanto riguarda il campo avverso al centrodestra. Faremo di tutto per cercare sicuramente di migliorare, però il Movimento 5 Stelle qui rispetto al dato nazionale prende una percentuale che è una percentuale importante. Ovvio che si poteva sempre fare di più, si può sempre fare di più rispetto agli anni precedenti, quindi alle europee di 5 anni fa il dato è diverso, però qui in Sicilia il Movimento 5 Stelle tiene. Qui in Sicilia il Movimento 5 Stelle, soprattutto in alcuni territori, ad esempio Palermo città, il Movimento 5 Stelle è prima forza politica. Nel mio territorio il Movimento 5 Stelle ottiene il 31%, anzi il 32% dei voti di lista, e oggi eleggiamo Giuseppe Antoci con un numero di preferenze importanti. Quindi dico, sicuramente la riflessione all'interno del Movimento 5 Stelle va fatta, ma va fatta nell'ambito nazionale e soprattutto nelle regioni del centro-nord. Michela. Allora, io chiederei all'onorevole Di Paola 2 cose. Innanzitutto di rispondere sul fatto che proprio qualche ora fa uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle, Casaleggio, ha chiesto le dimissioni di Conte per il disastro sotto gli occhi di tutti, parole di Casaleggio ovviamente, non mie. La seconda è, i dati sono sempre oggettivi, se parliamo di un successo in Sicilia sol perché in Sicilia c'è una percentuale maggiore a livello nazionale, ovviamente non rendiamo onore ai dati. I dati dicono che nelle scorse europee il Movimento 5 Stelle aveva 2 deputati, adesso ne prende 1, aveva 29% e adesso ha il 16%. Non aggiungo niente al dato oggettivo. Ma questo è corretto, diciamo, per quanto riguarda la comparazione su 5 anni fa, ma allora a questo punto anche sul dato nazionale di 2 anni fa dovevamo fare la comparazione di 5 anni fa, dovevamo il 60% in Sicilia e poi abbiamo ottenuto il No, ma stiamo parlando di europee, non mica di 2 anni fa. Sì, dico, no, ma è la stessa cosa, perché se compariamo il dato con 5 anni fa, io le dico dobbiamo comparare il dato rispetto ai 5 anni fa. Qua in Sicilia il Movimento 5 Stelle è davanti al Partito Democratico, è l'unica regione dove il Movimento 5 Stelle è davanti al Partito Democratico. L'analisi, sicuramente la riflessione fatta a livello nazionale, ma su questo sono d'accordissimo anche io, però non so se l'ha sentito. Gerry, hai sentito tu il commento di Messina? Ho sentito, dico, non so se l'ha sentito Di Paola, ha fatto finta di non sentirlo. No, io parlo del dato siciliano, perché io sono il coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sicilia. Ma in Sicilia avete fatto, c'è una debacle, cioè dal 29 al 15% avete dimezzato i voti. Come fate il raffronto su cosa lo volete fare? Qual è il dato con cui vi volete confrontare? Quello di 25 anni fa? Quello delle comunali a Gela? Cioè il dato ci si confronta col dato di 5 anni prima. 5 anni fa avete preso il 29, ora il 15. Io il dato lo
Qui intanto Fratelli d'Italia è il secondo partito, sentirmi dire da Mario Messina, che è stato citato da Forza Italia, che noi dobbiamo fare una riflessione a livello regionale è tutto un dire. Forza Italia ha battuto Fratelli d'Italia qui in Sicilia. E questo è un dato. Prima dicevi che Forza Italia era composta da 5 liste, ora è Forza Italia che batte Fratelli d'Italia. Cioè, devi fare un po' pace anche con le tue idee, mettiti d'accordo. Cos'è Forza Italia o Forza Italia composta da altre liste? Ma all'interno del centrodestra, caro Mario il centrodestra ha vinto, voi avete perso, ammettetelo, basta, basta dire abbiamo perso. Io ho fatto un'analisi. Mi è stata chiesta un'analisi sul dato siciliano. In Sicilia il Movimento 5 Stelle si attesta al 6,2%, elegge un eurodeputato, così come elegge un eurodeputato il Partito Democratico. Si deve fare di più sicuramente, ma ad oggi rispetto al dato regionale, con la stessa affluenza, noi confermiamo, anzi incrementiamo rispetto al voto di lista la stessa percentuale, perché nel voto regionale noi ci attestiamo al 13%, sul voto dell'Europarlamento andiamo al 16%. Se devo fare un raffronto rispetto a 2 anni fa, quindi rispetto all'affluenza che c'è stata 2 anni fa. Dopodiché il movimento elettorale è diverso, le liste erano di più, i candidati sono di più. Il raffronto si fa con le elezioni, con le stesse elezioni di 5 anni prima, perché non puoi mettere 2 elezioni con 2 sistemi completamente diversi. Che c'entra? Nelle elezioni dell'Europarlamento ha sempre avuto delle difficoltà, noi questo non l'abbiamo mai negato. Sul dato nazionale sicuramente il Presidente Conte ha detto che si farà una riflessione, perché è innegabile che nelle regioni del centro-nord il Movimento 5 Stelle ha un crollo, ma ha un crollo nelle regioni del centro-nord. In Sicilia il Movimento 5 Stelle ha il 16%. Dal se in 29 tutta Italia al 16 non è un crollo. No. È stata del 16%. Quindi ci se no si beccano sempre, quando c'è il Movimento 5 Stelle dire che dal 29% al 16% non è un crollo, ma quasi quasi è una vittoria. Vabbè. A me dispiace per l'onorevole Messina, che è stato battuto da Forza Italia, è stato battuto da Schifani e dalle forze politiche che compongono Forza Italia. Io capisco, lui su questo ci sta male, perché per battere Fratelli, intanto se ci batte Forza Italia per noi può essere sempre motivo di orgoglio, è sempre un movimento del centrodestra, ma ricordo, onorevole Di Paola, che Fratelli d'Italia è difficile battere oggi Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia corre da solo con la propria lista. Forza Italia ha fatto un'operazione intelligente, una bella operazione che gli ha consentito di prendere più voti rispetto a Fratelli d'Italia. Ma tanto non si incontreranno mai, quindi fermiamo un attimo, mi fate salutare Marco Falcone e fare i complimenti a Marco Falcone che ci ha raggiunto qui in studio dopo una campagna elettorale, devo dire veramente pancia a terra, come si dice in questi casi. Complimenti intanto onorevole Falcone, è arrivato secondo, eletto appunto nella lista di Forza Italia con 100.000 voti, che sono numeri diciamo importantissimi. Guardate che scrivere 100.000 volte un cognome diventa veramente pesante, cioè, insomma è importante. Allora complimenti Falcone, avete battuto, come dice Nuccio Di Paola, Fratelli d'Italia? No, abbiamo concorso assieme agli alleati del centrodestra al fine di poter rafforzare la coalizione sia del governo regionale che del governo nazionale. Mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, e il Presidente Meloni lo ha anche detto oggi, che la coalizione tiene a livello nazionale e ancora di più tiene a livello regionale. Poi chiaramente ognuno dà le proprie interpretazioni al voto, ma noi ci basiamo su fatti oggettivi. Che campagna elettorale è stata, onorevole Falcone, per voi, per lei di Forza Italia, insomma, come dire, difficile, in qualche modo anche in certi passaggi anche un po' aspra, no? No, assolutamente, anzi per me è stata una campagna elettorale, devo dire, impegnativa certamente, difficile no. Era una campagna elettorale che per me rappresentava un'evoluzione del mio percorso politico. Dopo 16 anni in Assemblea regionale siciliana, dopo 7 anni al governo della regione, era giusto forse, come dire, immaginare anche un'altra prospettiva. E l'Europa oggi diventa strategica nella nuova pianificazione internazionale, soprattutto europea, e quindi mi affascinava l'idea di poter andare in Parlamento europeo. Per quanto riguarda l'impegno elettorale, è stata una verifica di questi 7 anni di impegno di governo.
avevo il piacere, l'esigenza, ma se vogliamo anche la curiosità di capire se dopo 7 anni di governo quello che avevamo fatto si traducesse al di là in atti amministrativi e in fatti concreti per l'amministrazione regionale anche in dato politico. E in effetti la gente ci ha premiato, ecco, soltanto questo, basta. Mi posso sostituire a te un secondo? Prego. Voglio fare una domanda al mio amico Marco Falcone, a cui faccio gli auguri. Grazie. Marco, abbiamo condiviso 3 anni e mezzo di giunta regionale, quindi veramente sa che i miei auguri sono sinceri. Marco se l'è meritato, però c'è un quesito, un aneddoto che vi devo raccontare. Prego. Voi dovete sapere che Marco Falcone è l'unico parlamentare, credo, regionale che tutte le sere rientra a Catania, cioè lui a casa. rientra a casa, quindi lui qualunque giorno, qualunque orario si fa, si mette in macchina e rientra a casa per una vicenda che poi racconterà lui, una promessa fatta. Vorrei capire ora come farà a tornare ogni sera a casa da Bruxelles. Ti viene un po' più complicato. Ho strappato la medesima promessa al contrario a mia moglie. Che viene lei ogni sera? No, nel senso che vuol dire che qualche sera non torno a casa, 2 sere. 2 sere alla settimana. Ho avuto una deroga. Bravo Presidente. Di Paola, allora, perché io devo liberare ovviamente Gerry Italia e Di Paola, che sorride, però mi fa piacere perché Di Paola è sportivo, vede Messina, Di Paola sorride. Anch'io sorrido. A lui lo sa che mi fa anche simpatia Nuccio, abbiamo un bel rapporto a prescindere da quello politico. Su cui ci becchiamo spesso, però poi sa che... Luca, ti spiego qual è la questione. Con chi parliamo, se noi facciamo un'analisi del voto, qui sostanzialmente tutti hanno vinto. Io prima, per evitare di fare un po' il tracotante e paragonare il rapporto, il dato che c'è stato 5 anni fa di Fratelli d'Italia con quello di ora, dove eravamo al 7,22 e oggi siamo al 20 e rotti, ho riportato, per evitare di dire quanto avete fatto un risultato troppo importante, il dato delle elezioni politiche e delle regionali. Ma se io dovessi paragonare oggettivamente, e Nuccio Di Paola è onesto e sono sicuro che mettendo sulla bilancia e facendo un confronto tra quelle che sono le elezioni di 5 anni fa e quelle di oggi, è evidente che c'è stato veramente una flessione molto negativa per quanto riguarda tanti partiti, tra cui il Movimento 5 Stelle, che se non ricordo male 5 anni fa, ma vado a memoria, era intorno al 29,77%. Così come Fratelli d'Italia era al 7,22 contro il 6,40 nazionale, quindi ha avuto una percentuale più alta rispetto alla media, cosa differente da queste elezioni, ha avuto un exploit assolutamente importante. Però se dobbiamo essere onesti, e Nuccio sono sicuro che sia onesto, riconoscerà che probabilmente rispetto a 5 anni fa c'è stata una flessione molto negativa e probabilmente, come dice lui che è un ottimo parlamentare, un ottimo coordinatore, faranno sintesi e proveranno a capire cosa devono lui dice, fare. noi in realtà interpreto... Nuccio Di Paola è un politico onesto. È un politico onesto, è una persona onesta, ma con i dati elettorali fa il gioco delle 3 carte, non è onesto. Prego Di Paola, prego. Però dico, scusami, visto che sono da remoto, permettimi almeno di parlare 2 minuti, perché se devono fare le osservazioni loro, io non posso fare manco la mia osservazione, viene un po' difficile. Io dico questo e lo ribadisco: se io vado a prendere il dato nazionale di Fratelli d'Italia a livello nazionale ha un trend superiore. Se non sbaglio, Fratelli d'Italia a livello nazionale supera il 25% di gran lunga, se non sbaglio è attestata al 27 o al 28% a livello nazionale. Qui in Sicilia Fratelli d'Italia si ferma al 20%, e questo è un dato di fatto, cioè la Sicilia rispetto al livello nazionale di Fratelli d'Italia, qui in Sicilia Fratelli d'Italia prende meno voti, punto. Questo è un dato. Dopodiché il Movimento 5 Stelle a livello nazionale ha un trend più basso. A livello nazionale siamo al 9,8%, quindi risultato nazionale del Movimento 5 Stelle 9,8%. Qui in Sicilia siamo a 16,1%. La domanda è una: Fratelli d'Italia prende il 7% in meno a livello nazionale, ma voi prendete il 15%, cioè se è un tracollo per noi... Non vi accavallate perché lui ha più difficoltà perché è in remoto. Io dico che qui il Movimento 5 Stelle in Sicilia regge, e rispetto al dato nazionale prende quasi il doppio del dato nazionale. Fratelli d'Italia rispetto al dato nazionale è nettamente inferiore. Dopodiché, se devo fare la comparazione rispetto a 5 anni fa era un'epoca fa, era un lustro fa. È ovvio che 5 anni fa il Movimento 5 Stelle... ma che c'entra? Dico, ma si valuta anche il dato nazionale. Io ti sto dicendo che su 5 anni fa
era un altro lustro. Su 5 anni fa le percentuali sia a livello nazionale, il Movimento 5 Stelle 5 anni fa a livello nazionale era al 17%, oggi al 9,8%, e il Presidente Conte ha detto facciamo un'analisi, perché noi non candidiamo, e faccio i complimenti a Marco Falcone, non candidiamo persone che sono state per 16 anni al Parlamento regionale, perché se si fosse candidato un deputato del Movimento 5 Stelle probabilmente sarebbe stato più conosciuto rispetto a chi si candida per la prima volta in una competizione così importante. Quindi è ovvio che noi abbiamo dei sistemi e dei meccanismi che sono completamente diversi rispetto a Forza Italia, che candida. Prendevate il 42% perché è la stessa cosa identica. Di che stai parlando, Nuccio? Dai. Basta ammettere che avete perso nettamente. Posso dire una cosa a Nuccio? Anche voi avete perso qua in Sicilia, ma io che ci posso fare? Ma perso di che? Vabbè, ma perso di che? Magari perdessimo sempre così. Guarda, ci auguriamo di perdere sempre così. Vabbè, le tue parole vadano in cielo. Dovete fare passare un altro messaggio. Fratelli d'Italia prende il 28, qui prende il 20-21, è un dato di fatto. Cioè non è che mi sto inventando qualcosa, a livello nazionale c'è sempre stata, anche alle nazionali era così. Posso dirgli una cosa a Nuccio importante? Prego, Castiglione. Il dato lo sai qual è, Nuccio? Che 5 anni fa avevate 2 parlamentari europei in Sicilia e ora ne avete uno. Questo è il dato. Quindi per loro è una sconfitta, perché da che eravate 2 ora siete uno. Questo è. Questo è vero, dal 30 questo è un dato oggettivo, diciamo. dico, questo è Anche i numeri sono oggettivi. Anche i numeri, però i numeri si interpretano, questo non si può interpretare, ecco, è vero questo. Tra l'altro domani ci vediamo sia con Falcone che col Presidente Galvagno, che ci abbiamo da lavorare, cosa importante per la Regione. Luca, questo è vero, ma è innegabile. No, dico, ma è innegabile che c'è in questo momento un trend che va più sul centrodestra, sia a livello nazionale che a livello europeo. Perdiamo un seggio noi, perde un seggio pure il Partito Democratico. Quindi è, come dire, un dato di fatto che c'è un trend che va più sul centrodestra e su questo si deve lavorare. Perché è innegabile che sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle 5 anni fa avevano entrambi 2 seggi e 2 seggi. Noi purtroppo ne perdiamo uno per via del risultato nazionale, perché altrimenti qui poteva esserci la possibilità del secondo seggio. Ci sarà da lavorare. Un seggio però l'abbiamo preso, e considerando che, ahimè, i 2 europarlamentari li abbiamo persi dopo 2 anni, io sono convinto che Giuseppe Antoci invece ci darà una grande mano in questi 5 anni ad avere un eurodeputato come riferimento, cosa che purtroppo non abbiamo avuto con i 2 eurodeputati uscenti che, ahimè, abbiamo perso a metà mandato. Però dico che il trend è favorevole al centrodestra sia a livello nazionale che a livello europeo, mi pare che è sotto gli occhi di tutti. Su questo c'è molto da lavorare. Cioè dice, ne abbiamo uno e ce lo teniamo, almeno speriamo che resti, dice, così non lo perdiamo, Allora, facciamo intervenire anche i colleghi, tra un po' anche collegamento con il direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, che ci racconterà, diciamo, come titolerà il giornale domani, il Giornale di Sicilia, l'analisi del voto. Poi più tardi avremo anche il direttore della Sicilia. Allora, Michela e Antonio Condorelli. Sì, avevamo... Scusa Michela, chiede Galvagno, com'è finita Gela? È finita che si va al ballottaggio con il candidato del centrodestra Grazia Cosentino, il candidato dell'area progressista del Movimento 5 Stelle Terenziano Di Stefano. Si va al ballottaggio e i dati sono ormai definitivi. Ci fai sentire qualcuno di queste voci dopo? Vediamo se ti riesco a recuperare qualcuno, perché sono scappati via tutti, perché lo sfoglio è finito da un po'. Adesso vedo di recuperare. Sono andati a mangiare, va bene. Allora, grazie Gerry, intanto ti saluto, grazie a Nuccio Di Paola per essere stato con noi, ovviamente lo aspettiamo in studio nelle prossime trasmissioni. Grazie. Allora, no, aspettate un attimo, c'è Michela, forse vuole parlare con Di Paola. Perché l'onorevole Di Paola ci doveva una risposta, io aspetto ancora la risposta a sorpresa della volta scorsa. Avete deciso in quale gruppo parlamentare andranno i non iscritti del Movimento 5 Stelle? Questo lo dichiarerà il Presidente Conte nel momento opportuno. Cioè, io ripeto, vorrei fare il segretario nazionale, però dico, in questo momento sono il coordinatore regionale. Perché l'altra volta dice... No, perché l'altra volta c'è stato un siparietto, Di Paola ha detto a sorpresa, vi sorprenderò dopo il voto. Quindi un imperatore più che un leader di partito, immagino che lo sappiate. No, non lo sapete. No, dico, c'è stato questo annuncio, una sorpresa da parte del Presidente Conte. Lo decide Conte, va bene, lo decide Conte. Assieme a tutto il Movimento 5 Stelle per
a collocarci all'interno di un gruppo dell'Europarlamento. Ad oggi non mi pare che l'abbia dichiarato, non penso di dichiararlo io, lo deve dichiarare il Presidente. No, se non lo sa è chiaro che non lo può dichiarare. Bene. Non lo posso dire perché deve essere il Presidente. Benissimo, grazie. Lo sa ma non lo dice. Lo sa, ma non lo dice. Aspetta un attimo, Condorelli, c'è domanda per Nuccio Di Paola? Una domanda per Marco Falcone. Allora aspetta, salutiamo. Ora possiamo chiederla una cosa: come andrà con Cateno De Luca nell'altro grande sconfitto di questa tornata, che è il campo largo, che era stato pianificato anche col PD? Ora cosa accadrà? Ha sentito De Luca? Sono in contatto? Mantengono dei contatti? È possibile questo percorso ancora, oppure è saltato tutto verso le regionali? Dico, è saltato tutto per via del risultato delle elezioni, non l'ho capito. Dico, ovvio che ancora il percorso è un percorso che a livello amministrativo e locale le alleanze con Cateno De Luca, col Partito Democratico, non hanno brillato, e soprattutto alla luce del risultato che ha fatto Cateno De Luca, cosa accadrà all'interno di questo raggruppamento? Dico, qui a Gela siamo al ballottaggio e siamo insieme Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Sud di Chiama Nord. Quindi perché le alleanze a livello amministrativo non sono andate bene? Dico, io capisco che qui siamo al ballottaggio, 25 Stelle, PD, Sud di Chiama Nord e liste civiche, e siamo contro il centrodestra ufficiale. È venuto qui Schifani, Cuffaro, so che è venuto pure il presidente Calvagno a Gela. Adesso ci misureremo al ballottaggio. Gela comunque è una grande città della Sicilia perché ha più di 70.000 abitanti, è sicuramente un test importante. Vediamo come andrà a finire il ballottaggio fra 15 giorni. Il percorso comunque lo si sta tracciando e poi si vedrà strada facendo come poterlo migliorare, perché è ovvio che dall'altra parte c'è un centrodestra che comunque mostra sicuramente i muscoli, soprattutto Forza Italia. Allora, grazie a Nuccio Di Paola, grazie a Gerry Italia. Gerry, se trovi qualcuno ovviamente richiamaci e ti mettiamo e ti mandiamo in diretta. Grazie. Allora, ho il direttore del Giornale Sicilia, Marco Romano, credo, vediamolo in uno dei maxi schermi nostri in camera, eccolo qua, lo vediamo. Eccoci. Ciao direttore. Ciao, buon lavoro. Serate impegnative queste, sempre. Beh, sono giornate in cui magari si apprezza anche di più questo lavoro. Meno male, ogni tanto. Io devo dire mi diverto quando ci sono le tornate elettorali, nonostante la stanchezza, si fa tardi, però insomma è anche divertente per noi che ci piace anche analizzare i numeri e le parole in questo caso. Allora, che elezioni sono state queste, direttore? Beh, che elezioni sono state? Intanto sono state le elezioni, purtroppo, di questo dato veramente sconfortante dell'affluenza. Sotto il 50%, non era mai successo, e temo sia un trend sostanzialmente irreversibile, su cui probabilmente bisognerebbe riflettere. È vero che le europee non hanno mai acceso come dire, il fervore dell'elettorato italiano, in particolare, però a spiegare questo dei sole la gente che va al mare mi pare un po' troppo riduttivo, e quindi su questo bisognerà ragionare. E poi sono elezioni in cui ci sono delle specificità importanti, con questa linea comune che parte da Roma e arriva in Sicilia, arriva a Palermo, in cui sostanzialmente viene premiato il governo sia nazionale che regionale, con dati addirittura in crescita di consensi sia per il governo Meloni, segnatamente il suo partito, sia per il governo Schifani, segnatamente il direttore. Qui ti ascoltano il presidente dell'Arts Gaetano Galvagno, l'onorevole Manlio Messina, l'onorevole Falcone, fresco vincitore di questa campagna elettorale, e l'onorevole Castiglione, oltre ai colleghi Antonio Condorelli e Michela Gioffrida. Quindi insomma sono tutti molto attenti a questa analisi. Sì, io vi sento non benissimo, ma ho percepito il fatto che mi hai presentato gli ospiti, che naturalmente saluto, che vedo molto attenti, come giusto che sia. Dicevo che appunto il voto premia chi governa, che non è una cosa, diciamo, molto usuale in un paese volubile come il nostro, e quindi anche questo è un elemento su cui riflettere. E poi però c'è l'elemento complessivo di questo ritrovato bipolarismo in Italia, con sostanzialmente abbiamo fatto un calcolo: il 52% degli elettori ha scelto Fratelli d'Italia o il Partito Democratico. Questo è un problema
naturalmente per gli alleati, ma rafforza le posizioni di Giorgia Meloni e dell'I Schlein in maggioranza e in opposizione, stabilizza un po' di più il governo, forse dà qualche garanzia in più anche a chi fa opposizione, anche perché quella famosa area più o meno magmatica dei centristi riformisti si è praticamente evaporata. Renziani e calendiani ne sono rimasti praticamente poco meno dei panda in giro in Italia, in Sicilia in particolare. Bene ha fatto Forza Italia a catalizzare il voto degli altri moderati con gli accordi con Cuffaro, con Lombardo, con Saverio Romano, che hanno premiato Forza Italia e che inducono, lì ci sono come dire, esponenti di primo piano di Fratelli d'Italia in studio, inducono Fratelli d'Italia stessa a dire sì, siamo secondi, ma non siamo secondi dietro un partito, ma siamo secondi dietro quella che hanno definito alcuni una ATS, cioè un'associazione temporanea di scopo. È una cosa naturalmente che dire così a Fratelli d'Italia, perché giustamente e correttamente deve in qualche modo esaminare e analizzare il voto. Credo che di ben altro parere sia il presidente Schifani, che abbiamo avuto ospite poco fa a TGS, che ha detto che ovviamente questo non muterà gli equilibri in termini di forze all'interno del governo regionale. Naturalmente fisiologicamente si andrà incontro a un rimpasto che credo riguarderà non meno di 4 assessori dell'attuale giunta. Senti, secondo te Tamaio andrà al Parlamento, farà spazio all'Europarlamento, farà spazio alla terza in lista? Credo che l'accordo fosse proprio quello, che Tamaio si sarebbe candidato e poi avrebbe lasciato il posto a Caterina Chinnici. È una sorta di patto non scritto con Tajani, credo verrà rispettato, mentre immagino che Falcone, che è lì in studio, invece questo aereo per Bruxelles lo prenderà. E questo, no, Falcone? Confermo ovviamente. Non mi ha mai certo. fatto mistero. Quando De Luca la salutò all'Ars le disse... Non so cosa farai di Tamaio. Oggi, sentendolo, non mi ha detto questo, nel senso che non abbiamo parlato se di ipotetiche dimissioni. Certamente lui l'ha riferito più volte. Per quanto mi riguarda, certamente non mi sono candidato per fare un'esercitazione elettorale, ma convinto di intraprendere, come ho detto, questa nuova esperienza istituzionale, che certamente è entusiasmante e avvincente anche per il ruolo che giocherà anche l'Europa nel prossimo quinquennio. Una cosa volevo però dire al direttore invece. Direttore, mi permetta, lei ha parlato e ha detto che vi è un ATS. Guardi, se andiamo a vedere quello che è successo 5 anni fa, si accorgerà che il partito di Forza Italia o la lista di Forza Italia del 2024 è la medesima del 2019. Nel 2019 tutti quei partiti che rappresentavano oggi quel centro moderato, mi riferisco alla nuova DC, se questo vogliamo dire, oppure al Movimento per l'Autonomia o all'UDC, ai tempi all'UDC, erano tutti dentro Forza Italia. Cioè, allora il partito si concentrò su 2 candidati, un candidato di Forza Italia, che era Giuseppe Milazzo, un candidato che era l'espressione di questi movimenti centristi, che era Saverio Romano. E anche ai tempi correva per quel candidato, correva Raffaele Lombardo, anche ai tempi correva Totò Cuffaro, anche ai tempi correvano altri, quindi di fatto non è cambiato granché. Voglio dire che Forza Italia oggi rappresenta un contenitore importante, ma rappresenta un collante importante come elemento di equilibrio di una coalizione di centrodestra che comunque in Sicilia tiene bene. Assessore, io sono talmente d'accordo con lei che quell'espressione che faceva parte all'ODC, che faceva parte oggi del gruppo di De Luca, non più, anzi, perché è passato il direttore dice non è mia l'espressione. Io dico, sono talmente d'accordo con l'assessore Falcone che quell'espressione non è mia, ho semplicemente riferito un'espressione usata da importanti esponenti di Fratelli d'Italia. No, mi sto permettendo di ricordare, magari, attenzione, può sfuggire, cioè il dato vero è che oggi gli stessi attori di 5 anni fa, e se ci facciamo caso, nel 2014 Raffaele Lombardo
fece parte sempre di Forza Italia. Cioè, se ricordiamo, Leontini, sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, già assessore regionale, già parlamentare europeo, fece parte della nostra lista di Forza Italia e fu sostenuto anche da Raffaele Lombardo, risultando il terzo dei candidati tra i più votati. Quindi vorrei ricordare che ci sono stati questi fatti, quindi di fatto la lista alle europee è stata sempre implementata da altre espressioni centriste, così come noi siamo. Mi sentite io voi? confermo perché io l'ho fatta la campagna elettorale sia Leontini che anche Saverio Lombardo. Qui c'eravate voi stessi, dico, vi sentite siamo voi la sempre. casa, diciamo, dei moderati di centrodestra? La casa no? Forza Italia non è altro che quella casa che nel 94 si chiamava Casa della Libertà, si chiamava Partito Casa del Buon Governo, Popolo della Libertà nel 2007 e oggi rappresenta, come dire, una coalizione di centrodestra che governa la nostra regione, governa tantissime altre regioni d'Italia e governa in campo nazionale, punto e basta. Allora, direttore, vediamo, abbiamo qualcosa di domani in edicola o ancora è troppo presto? Ma io una bozza ce l'ho già, se vuoi te la mostro, non so se si vede, questa sarà la nostra prima pagina domani. L'Italia è bipolare di Giorgelli, è un bel titolo questo. Abbiamo ovviamente due reali vincitrici di questa elezione, ovviamente con dei distinguo che riguardano anche la Sicilia, con quello che ormai sarà il tema dominante di quest'estate, cioè il grande impasto della giunta Schifani. Io ho l'impressione che ci trascineremo l'intera estate a parlare di assessore che entra, di assessore che esce, di Borsini qua o Borsini là, di richieste appunto di aree moderate che dovrebbero più spazio, di qualcun altro che invece vorrebbe difendere o addirittura implementare la propria presenza. Insomma, ho la sensazione che se ne parlerà a lungo, spero non troppo, perché comunque la Sicilia ha delle emergenze, delle necessità e delle urgenze che andrebbero affrontate senza anteporre tempo al tempo. Questa campagna elettorale ha paralizzato già abbastanza anche l'attività dell'Assemblea regionale, no? Così come avviene spesso quando ci sono ovviamente le votazioni. Devo dire in un periodo molto particolare, l'emergenza siccità su tutti, però insomma credo che poi questa Sicilia di emergenza ne abbia ancora da. Vorrei ricordare che da qui ai prossimi giorni si parlerà e proporremo la manovra correttiva finanziaria appunto per fronteggiare alcune questioni, alcune emergenze iniziali dagli enti locali. Quindi col Presidente Galvagno probabilmente... Ma è giusto anche dire che il Presidente della Regione mi ha chiamato per dirmi di incontrarci insieme al Presidente della Commissione Bilancio e agli uffici, e probabilmente verrà anche l'assessore Falcone per tutte queste emergenze, e c'è una riunione domani alle 12, quindi io stasera non appena finisco vado a Palermo e si ritorna subito a lavorare. Però devo dire che c'è grande attenzione da parte del Presidente della Regione nel voler fare proprio una riunione subito all'indomani dal voto, e mi pare che ci sono tante questioni, a partire dall'asta, a partire dalla questione agraria, a partire dalla questione legata alla siccità. Dico, ce n'è di carne al fuoco e bisogna essere assolutamente tempestivi e non deve andare al dopo. Ma infatti domani, Presidente, abbiamo la conferenza dei capigruppo. Convocata, chiaramente. È convocato. Allora, io credo che devo salutare il direttore Marco Romano. Grazie Marco per essere stato con noi, grazie direttore, buon lavoro, la serata è ancora lunga per te, lo so, quindi non c'è bisogno di sottolineare. Ora gli scrivo. Dimmi Marco, non ho sentito la parte finale. Ringraziamo e salutiamo tutti gli ospiti in studio, naturalmente. Ah, ok, qua sono discoli e stanno parlando. Nel frattempo, grazie al direttore Marco Romano, vedo un altro degli eletti a al nuovo Parlamento europeo, meglio riconfermato, c'è Giuseppe Milazzo. Buonasera, onorevole Milazzo. Guarda che ride sempre, è sempre contento, non l'ho mai visto triste, cioè veramente, perché vince sempre, giustamente dice Castiglione, quindi perché deve essere, che chi glielo fa fare? Allora, Milazzo, allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, lei resti lì, così come dico di restare qui ai nostri ospiti, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi riprendiamo perché ho tante domande per Marco Falcone, dopo la pubblicità.
Rientriamo in diretta con Gaetano Galvagno, Manlio Messina, Marco Falcone, Giuseppe Castiglione, Giuseppe Milazzo, ai quali vanno i nostri complimenti per la rielezione al Parlamento europeo, e poi i colleghi Antonio Condorelli e Michela Giuffrida. Allora, Michela e Antonio, domande per chi? Antonio, aspetta, c'è Antonio che vuole fare una domanda, ma non capisco più. Antonio, non ti sentiamo. Un anno fa, ecco qua, mi ricordo un anno fa la cacciata di Gianfranco Miccichè, Forza Italia, le grida di Marco Falcone, te ne devi andare, te ne devi andare. Ora c'è stato l'abbraccio e volevo chiedere a Marco Falcone com'è stato questo abbraccio e qual è stato il segreto per questo abbraccio. Guarda che ti ascolta un altro amico, ex amico, non lo so, di Gianfranco Miccichè, che è Giuseppe Milazzo. Prego, onorevole Falcone. Allora, nessun segreto, nessun accordo, è un accordo sull'idea che il partito deve essere inclusivo. E l'abbiamo sempre detto, chi come me è stato sempre in questo partito sa bene che essere più forti non significa perdere qualcosa, ma significa migliorare non soltanto l'offerta che diamo, ma anche la forza in senso elettorale oltre che politico del nostro movimento. Un anno e mezzo fa ci siamo trovati su due posizioni diverse. Io contestavo il fatto che non avesse riconosciuto la disponibilità del presidente Musumeci prima e del presidente Schifani verso l'intera coalizione. Oggi ho ritenuto e ho detto e ho invitato tutti, non soltanto Gianfranco Miccichè, ma anche altri ex parlamentari si sono avvicinati al nostro movimento azzurro, avendone fatto parte ed essendo usciti fuori. Potrei fare un nome, uno dei tanti, l'onorevole Pippo Fallica, che è stato un grande fautore della mia campagna elettorale a Palermo, ma come lui tanti altri, perché abbiamo interpretato un'idea inclusiva di Forza Italia, così come la voleva Silvio Berlusconi, nient'altro. Il resto, come dire, poi si possono fare tutte le ilazioni che vogliamo, ma chi analizza il nostro voto si rende conto che è un voto della gente, un voto popolare, è un voto anche di classe dirigente, è un voto che, come ho detto all'inizio, è il frutto di una verifica di quello che abbiamo fatto in tutti questi anni. E guardi, direttore, che qualche ora fa, sentendomi con alcuni sindaci, a prescindere dalla loro appartenenza politica, mi hanno votato proprio perché avevamo sempre avuto con loro, e avremo anche, un rapporto istituzionale assolutamente corretto e, se vogliamo, onesto. Quindi il resto poi si possono fare tutte le relazioni che vogliamo, ma noi invece siamo molto contenti perché il partito sta crescendo e cresce veramente bene. Michela. Sì, io mi agganciavo a quello che diceva poco fa Marco Romano a proposito del bipolarismo, cosa che appunto affermavamo proprio all'inizio di questa trasmissione. Divergo leggermente rispetto alla valutazione per cui le elezioni premiano sempre chi governa. In questo caso, se guardiamo il panorama internazionale europeo, l'unica leader ad essere premiata davvero è stata Giorgia Meloni, perché non è accaduto in Francia, non è accaduto in Germania, anzi queste elezioni europee hanno praticamente conclamato il fatto che ci siano delle debolezze importanti a livello internazionale negli altri stati a livello di governo, quindi questa è una cosa che dobbiamo certamente riconoscere a Giorgia Meloni e le varrà moltissimo sedendosi fra 3 giorni al G7 in Puglia. Per quanto riguarda invece l'affermazione fatta che non ci saranno ripercussioni sulla giunta regionale per quanto riguarda le dinamiche non solo a livello di rimpasto, io chiederei a Castiglione, non è un mistero per nessuno che Lombardo abbia detto che il suo appoggio a Caterina Chinnici era finalizzato anche e soprattutto non solo per contarsi, che è una cosa che oggi si deve fare comunque in politica, ma a rafforzare la sua presenza nella giunta regionale. Lei può confermare questo? Lo può smentire? No, lo
Posso confermare, l'ha detto il presidente Lombardo, oltre a un'intervista l'ha detto anche quando è venuta la Caterina Chinnici alle Cipiniere, e credo che quando ci sarà il cambio di giunta, non so quando accadrà, ma spero e mi auguro nel più breve tempo possibile, credo che l'MPA chiederà un altro assessorato, come aveva concordato e come aveva detto a livello nazionale col presidente. Questo non è un mistero per nessuno, e probabilmente dovrebbe farlo anche Totò Cuffaro, cioè volontari donatori di sangue anche no, hanno detto loro. Io non so il nome, però è vero che noi vogliamo un altro assessorato. Quindi questo diciamo è solo l'antipasto. Sì. Luca. Ma tra l'altro dico, credo che in politica contano i numeri, e credo che il supporto lo può dire Falcone, che abbiamo dato noi come MPA con Caterina, che è stata fondamentale anche per la sua elezione, perché grazie a noi anche a Cuffaro e a altre persone abbiamo preso Forza Italia rispetto a 5 anni fa, che ne aveva uno solo parlamentare europeo, oggi ne ha 2, e credo che il risultato a livello nazionale è stato quasi sicuramente raddoppiato. Allora, più esplicito di così non poteva essere, onorevole Castiglione. Luca, sarà molto interessante vedere quali saranno le dinamiche future all'interno di Forza Italia, all'interno della Giunta, ma anche all'interno di Fratelli d'Italia, legate ai risultati di queste elezioni. Anche in Forza Italia c'è una bella contesa, non Infatti, a caso. Io credo proprio che questa corsa vittoriosa di Marco Falcone significherà qualcosa anche dopo, perché è un gruppo dirigente che ovviamente, al di là ora del posto che libererà in assemblea regionale Marco Falcone andando a Bruxelles, quindi subentrerà, se non ricordo male, Tomarchio, no? che è un giovane attualmente assessore, quindi ci sarà un rimescolamento anche nella giunta di Catania, nella giunta Trentino, quindi anche Fratelli d'Italia sarà interessato da questo terremoto elettorale. È chiaro che questi numeri di Falcone peseranno, no? Falcone anche in un ragionamento sereno, per quanto può essere, di dinamiche intanto interne al partito, ma soprattutto di dinamiche regionali, di giunta, no? È chiaro, deve essere così. Voglio dire, sono stati utilizzati forse dei termini un po' impropri, ad esempio ripercussioni nel governo. No, c'è un normale turnover. Se un assessore che si è candidato e va in un'altra istituzione, è nelle cose che deve essere sostituito, non c'è una ripercussione. Poi si avvierà certamente un confronto, un dibattito, e nelle cose cercheremo di trovare le migliori espressioni perché si possa, come dire, interpretare una prospettiva istituzionale. Terremoto politico. Non c'è stato un terremoto né politico né elettorale. Nel momento in cui una persona viene, come dire, eletta, è chiaro che, e si ha un altro ruolo che è incompatibile col primo, è chiaro che deve lasciare, e per cui ci sarà chi subentra. Cioè sono delle dinamiche naturali che secondo me anzi rappresentano, come dire, una sorta di turnover che alimenta la buona politica, nel senso che si scelgono le migliori energie, che si sono scommesse e si sono affermate. Colgo l'occasione intanto per congratularmi con lei, Grazie. non ci eravamo ancora televisivamente incontrati. Questo non c'è dubbio, quello che lei dice del turnover. Ho appena sentito dire all'onorevole Castiglione che l'MPA chiede un assessore in più, di questo parlavo quando mi riferivo alle ripercussioni. Allora, dobbiamo dirla tutta, l'MPA aveva 2 assessorati. Poiché all'ultimo momento perse un deputato, passando da 5 a 4 deputati, ha perso anche un assessore. Su cosa si giocherà anche molto? L'MPA ha un contenzioso in atto, può anche darsi che questo contenzioso vada bene, e allora se andrà bene può anche essere nelle cose che questo che avrà delle conseguenze, come dire, dei riposizionamenti. È tutta una discussione che si avvierà, si affronterà, ma sempre in una normale dialettica politica, così come si vuole in una coalizione. Né più né meno, non mi pare che sia. Ecco, non la metterei, dottoressa Giuffrida, non la metterei io particolarmente, cioè non sconvolge, ecco, non è certamente. Il presidente Lombardo è una persona assolutamente accorta,
mi risulta avere un ottimo rapporto col Presidente Schifani, quindi in un rapporto, una dialettica poi di coalizione cercheremo chiaramente, se ci saranno 2, 3, 4 campi, può anche darsi che ci possano anche essere, è chiaro che ci sarà, come dire, tutti i partiti guarderanno in prospettiva come ulteriormente rafforzare il governo, ulteriormente dare linfa e, come dire, e mettere in campo tutte quelle azioni utili che potranno trovare il riscontro del nostro territorio e quindi della nostra regione. E quindi va bene così. Onorevole Milazzo è stanco, guarda, c'ha la faccia sfatta, ha fatto proprio, non penso che si è mai riposato in questa campagna elettorale, correva da una parte all'altra della Sicilia, perché l'abbiamo visto ovunque, soddisfatto, no? Chi gliel'avrebbe detto a lei quando si candidò 5 anni fa con Forza Italia, oggi di essere rieletto con Fratelli d'Italia, insomma, tra l'altro come confermato, come diciamo uscente e come primo, diciamo, dopo Giorgia Meloni, insomma un risultato straordinario, no, per lei, Milazzo, personalmente dico, poi parliamo anche del risultato politico. Luca, chi l'avrebbe detto non lo so, perché dico, penso di essere una persona molto attiva sul territorio, seppur, lo dico a coloro i quali ricopriranno il ruolo di parlamentare europeo, è molto più complicato prendere 4-5 aerei a settimana, arrivare il giovedì sera e poi occuparti del territorio. Non gli dire così a Falcone, che poi se no non ci va più. Lo dico a tutti. Siccome tu hai esordito, chi l'avrebbe mai detto? Perché è complicato, non è complicato. Io ho stato un partito in maggioranza per andare in un partito all'opposizione e fare una lunghissima traversata nel deserto che ha portato alla mia rielezione. E questo ovviamente grazie a Fratelli d'Italia, grazie a Giorgia Meloni e grazie a una classe dirigente della quale ti puoi fidare e con la quale lavori quotidianamente sulle cose da fare. Contento, quindi no, lei non c'era poco fa, diciamo, abbiamo fatto vedere anche, come dire, i dati, no, i numeri esattamente, come dire, che uguali o comunque si discostavano. No, devo dire Luca, ho visto questo, l'hai fatto vedere 2 volte perché ho seguito la trasmissione, questo in verità non rispecchia il dato elettorale perché diciamo l'omogeneità è più su Palermo e Catania, perché poi sulle altre province, per esempio Ragusa e Siracusa, qualche flash su Caltanissette ed Agrigento, diciamo non c'è stato un tandem, diciamo, di pari passo, ecco, se dovessimo a retto, diciamo Palermo e Catania, così come diceva giustamente Galvagno. Poi nelle altre province diciamo, che si gioca la partita, no? In altro modo. Ti porto il dato di Augusta, dove Razza prende più di 1500 preferenze, io prendo 60 voti. Diciamo, poi là, uscendo da Palermo e Catania, il dato è più complicato leggerlo. Chiaro, allora Milazzo, intanto grazie perché ha preso un impegno, l'ha preso prima di essere, come dire, rieletto, glielo riconosco, dice guarda io, ha detto Milazzo, quando ci siamo sentiti telefonicamente, ha detto io comunque vada, lunedì sera sarò da te, qualcuno invece diciamo... No, ti ho detto che arrivo primo perché ho questo difetto. No, non l'ha detto. Michela, Antonio, ci sono domande per Milazzo, insomma, oltre ai complimenti ovviamente per questo risultato. Allora, a Milazzo chiedo qual è la differenza fra ottenere preferenze in Forza Italia e ottenere più o meno le stesse preferenze in Fratelli d'Italia. È un voto personale a prescindere dal partito nel quale si candida, fatto salvo lo schieramento? Ma oggi in Fratelli d'Italia devo dire, Fratelli d'Italia è un partito con delle regole e funziona. Funziona, io sono stato parlamentare uscente e devo veramente dire grazie a questo partito perché mi ha voluto premiare e la partita era di ben altro, diciamo, significato politico, è stato più un premio. In Forza Italia io ero capogruppo uscente, avevo 16 parlamentari al mio seguito
molti di questi mi hanno sostenuto, altri sostennero Romano, ma lì ci fu una specie di stop per la presa della Battiglia, ecco, Falcone l'ha ricordato. Io ho avuto contro Cuffaro, Romano, Lombardo, e allora vinsi, e anche con l'aiuto di Marco Falcone. Di una cosa penso di essere forse un po' più bravo di tutti. Nei rapporti con i catanesi penso di fare delle lezioni magistralis in termini di mantenimento e di amicizia, di rispetto di quest'area che molto spesso per un bigottismo politico e di un'ignoranza politica, l'avete chiamato campanilismo, no, è un'ignoranza politica. Io penso che per la seconda volta ci ho centrato con gli amici di Catania, un obiettivo forse perché so rispettare questo contesto politico e lo so apprezzare. Ma perché abbiamo saputo che quando lei è venuto qua in campagna elettorale si è presentato con un arancino e così ha conquistato voti a Catania. Ma io la soluzione ve la trovo subito, l'ho spiegato a Catania. A Palermo è arancina perché mia donna, quando è a punta, non la puoi chiamare arancina. Ecco, questo è il segreto. Il segreto è questo qui, abbiamo capito. La diplomazia di Milazzo risolve tutto. Va bene, allora grazie Milazzo, noi andiamo. Grazie, insomma, complimenti ancora. Ci rivedremo a Bruxelles quando faremo le trasmissioni, ovviamente sarà sempre un piacere riaverla, così come Marco Falcone avremo le nostre trasmissioni direttamente da Bruxelles. Ti ospiteremo io e Razza. Grazie, insomma, io vengo a fare le trasmissioni volentieri. Con grande piacere. Allora, ciao Milazzo, grazie. Allora Falcone, lei è sfatto, così come è sfatto anche Galbagno, che vedo che insomma sta crollando piano piano, si sta scivolando sulla poltrona Galbagno. Quindi ci fermiamo, se mi promette che rimane sveglio io la tengo qua, se no diciamo attendiamo. Allora io ringrazio Marco Falcone, so invece che deve andare via, è stanco anche lui. Messina resta qua, Castiglione pure, tra un po' che arriverà Danilo Lo Giudice, coordinatore della lista Libertà di Cateno De Luca. Anche qui tante curiosità. Falcone, che fa quella faccia? Benvenuto, dice. Allora, dopo la pubblicità. Eccoci qua, siamo tornati in diretta, l'abbiamo annunciato prima della pubblicità, ci ha raggiunto Danilo Lo Giudice, che è il coordinatore della lista Libertà di Cateno De Luca. Allora, intanto lo salutiamo, diciamo benvenuto anche a lei, Lo Giudice, in questa trasmissione che racconta e vuole raccontare, vuole analizzare questo voto. Diciamo, voi probabilmente siete andati un po' ovunque, seppur contestando i tempi di parola che vi hanno dato, molto pochi probabilmente. Qua siamo stati al cronometro, quindi non abbiamo avuto problemi. Qua siamo stati al cronometro, dico. E qui infatti, però dico, questo era facile immaginare, diciamo, la vostra territorialità vi ha premiato. Nel collegio avete ottenuto numeri, diciamo, che in questo caso vi hanno premiato, siete sopra quasi il 6%, no? Quindi quasi al 6%, che è un numero di tutto rispetto, molto più di tante liste nazionali. Questa era, diciamo, l'abbiamo detto, no? In alcuni passaggi durante la campagna elettorale, una prima prova verso le regionali, no? Adesso possiamo dirlo, non c'era velleità di raggiungere, diciamo, o di superare il 4%, era molto difficile. Ma sapevamo sicuramente che era una battaglia molto difficile, se non per certi versi quasi impossibile, però è chiaro che di fronte comunque a un momento elettorale importante anche in prospettiva rispetto a quelle che saranno le regionali, è chiaro che noi avevamo l'esigenza di essere presenti. Cioè in Sardegna per esempio avete preso 2.000 voti, qua ne avete presi 115.000. Sì, in Sardegna sostanzialmente è come se non ci fossimo stati, esatto. Considerando che forse la candidata ha preso più voti in Sicilia che in Sardegna, la candidata sarda, esatto. Assolutamente, però in Sicilia credo che abbiamo fatto sicuramente un buon risultato, abbiamo confermato quella che è la nostra leadership in provincia di Messina, nella città di Messina, nei comuni dove abbiamo i nostri amministratori abbiamo raggiunto anche delle percentuali sicuramente importanti. È chiaro che di fronte a una competizione
competizione elettorale come le europee, che è una competizione nazionale di ampio respiro, soffriamo la presenza dei partiti tradizionali che ovviamente raggiungono dei risultati importanti. Però credo che sicuramente del risultato siciliano si può essere soddisfatti. Un altro dato interessante è che all'interno di quello che è il quadro delle forze di opposizione Cateno prende in termini di preferenze il più votato, oltre 60.000 preferenze, quindi questo è un altro dato sicuramente interessante che testimonia come ancora attrattivo per l'elettorato. Sì, che testimonia proprio, ecco, l'attrattività sicuramente di Cateno De Luca nei confronti dell'elettorato siciliano. Quindi insomma, voi dal vostro punto di vista siete soddisfatti? Riflettavamo poco fa in una pausa con il Presidente Galvagno che probabilmente questa vostra percentuale è stata decisiva per non far prendere e non far superare la soglia del 4% altre liste, mi riferisco su tutta la lista di Renzi, che senza di voi forse quello 0,3 in più lo avrebbe. Ma probabilmente sia Renzi che anche Calenda avrebbero avuto un risultato diverso. È chiaro che loro hanno deciso, vedete, c'è un'analisi che va fatta e uno deve essere anche un po' sincero e onesto. Forza Italia riesce a inglobare tutto, riesce a inglobare, mi permetto di dire, tutto il contrario di tutto, anche sotto certi aspetti, però raggiunge un risultato importante in Sicilia, a differenza invece di quelle che sono le forze di opposizione che spesso non riescono a ragionare insieme e questo poi porta magari a non raggiungere l'obiettivo. Né Renzi né Calenda riescono a raggiungere il risultato ed eleggere i eurodeputati rispetto a un percorso iniziale che circa 6 o 7 mesi fa comunque ci aveva visto dialogare insieme, comunque poteva rappresentare un'opportunità e per loro e anche per noi. Nel momento in cui questo non avviene è chiaro che noi non potevamo non essere presenti, ma comunque a prescindere abbiamo fatto un ragionamento differente, abbiamo fatto la nostra battaglia, la nostra lista, abbiamo fatto il nostro percorso e in Sicilia credo che sicuramente abbiamo avuto una bella affermazione. Senta, in vista del contesto regionale, insomma, adesso diventa più difficile dialogare con questo campo largo del centrosinistra che poi per il Movimento 5 Stelle si è ristretto, si è allargato lo spazio di AVS, insomma c'è il Partito Democratico, come dire, si struttura meglio. Ma noi in questo momento in Assemblea regionale credo che si stia prima facendo... De Luca sembrava il leader quasi come dire, prescelto. Allora, io penso che in questo momento in Assemblea regionale si stia facendo un buon lavoro come forze di opposizione. È chiaro che il percorso va tracciato in maniera complessiva rispetto a quello che è il futuro. Sicuramente non credo che la leadership di Cateno De Luca sia in discussione in questo momento, ma io sono una persona di parte e quindi non potrei dire diversamente, però è indubbio che rispetto sia alle candidature che ci sono all'interno del Stato, all'interno del Partito Democratico che all'interno del Movimento 5 Stelle, Cateno è quello che ha goduto dell'apprezzamento più importante e questo sono i numeri a dirlo. Sui 130.000 voti presi Cateno ne prende quasi 70.000, quindi oltre il 60% del nostro elettorato preferisce lui, ma non c'è una leadership che si come dire, palesa né nel Movimento 5 Stelle in questo momento né nel Partito Democratico. Antonio Condorelli e Michela, domande? Allora, se Amalio posso... Messina. Amalio Messina. No, prego. Fate. Dice Amalio Messina farei. Fai. Domanda a Amalio Messina, tu Michela vai. Allora, Antonio. Cosa succede adesso in Fratelli d'Italia? Perché ci sono almeno due filoni che scattano, quindi due raggruppamenti che hanno portato decine di migliaia di voti. Si parla di un possibile congresso, di un rinnovo dei vertici a livello regionale e chissà cos'altro. Cosa accadrà adesso? Non accade nulla di quello che non accade solitamente, nel senso il partito è coeso, il partito è compatto, non ci sono due filoni, ci sono tanti candidati che hanno dato il proprio contributo, va sottovalutato, non viene evidenziato per esempio il dato delle 3 donne, che in una lista dove c'è il capolista donna è molto più complicato fare campagna elettorale, Lo facciamo vedere, guarda. hanno raggiunto dei risultati importanti.
e non credo che vadano considerati come 3 filoni diversi. C'è stata una competizione dove il partito ha messo a disposizione tanti candidati che hanno avuto un risultato eccezionale tutti, quindi non accade nulla. Poi se c'è la necessità di discutere, di aprire il dibattito all'interno del partito, verrà fatto, ma esclusivamente per proporre al governo, per esempio regionale, nuove iniziative. Questo è quello che noi intendiamo fare. Abbiamo bisogno di essere molto più concreti e molto più decisi, perché quello che ci dà oggi il popolo italiano, ma anche il popolo siciliano, è una conferma, ma anche una nuova come dire, responsabilità, e quindi abbiamo bisogno di essere molto più incisivi, perché questo è quello che ci chiede il popolo siciliano, per cui non credo che ci saranno dinamiche diverse rispetto a quello che accade sempre. Poi magari ci sarà la necessità di un'organizzazione, io lo dico sempre, ma non ora dopo le europee, è una cosa che diciamo e che di fatto si discute già da un paio di anni, per esempio quello di unificare il coordinamento regionale. Oggi in Sicilia abbiamo 2 coordinamenti regionali con 2 bravissimi coordinatori, uno Sicilia occidentale e uno Sicilia orientale, e questo crea probabilmente un po' di difficoltà nell'organizzazione del partito, quindi immaginare l'unificazione di un coordinamento unico, come accade del resto in tutto il resto d'Italia e in altre regioni, credo che sia auspicabile, ma ribadisco, per una questione meramente organizzativa e di impatto del partito nei confronti del territorio. Più si è organizzati, più si possono dare risposte al partito e al territorio. Michela. Avevo una domanda per Messina e una per lo giudice. Intanto Messina è stato più che esplicito in un forbito linguaggio politico, ci ha detto bisogna essere più incisivi per la giunta regionale. È una notizia, perché non è un caso che Fratelli d'Italia continui a pungolare in qualche modo, in senso positivo, Schifani, non rinunciando al suo ruolo. Quindi la domanda è: intanto ci sarà un rimpasto degli assessori di Fratelli d'Italia a breve? E poi Schifani continua a dire, l'ha detto anche ieri, di essere pronto a ricandidarsi. Alla luce dei risultati avuti da Fratelli d'Italia e anche alla luce dei risultati avuti da Forza Italia, seppur con i distinguo dovuti all'associazione temporanea, così come si diceva prima, che cosa cambierà da qui? Perché adesso da domani comincia la lunga corsa verso il prossimo importante appuntamento, che è quello delle regionali. C'è ancora tanto tempo, però le rivendicazioni dei partiti si fanno immediatamente all'indomani del voto. Queste le 2 domande per Messina. Grazie intanto a Michela, un caro saluto, non ci eravamo nemmeno noi incontrati ancora televisivamente parlando. No, mi riferivo al fatto di essere incisivi perché una nuova responsabilità, ci rinnova il popolo la fiducia, e quando viene rinnovata questa fiducia, tra l'altro con questi numeri così importanti, credo che bisogna essere ancora più presenti e ancora più incisivi. Non che non lo si sia stati, ma bisogna sicuramente essere molto più incisivi, perché questa è una nuova responsabilità e noi la dobbiamo necessariamente soddisfare impegnandoci tutti molto di più. Ma credo che sia lo stesso pensiero di Schifani, che sta facendo un ottimo lavoro, il Presidente. Noi siamo sempre stati per la riconferma del Presidente uscente, sono gli altri partiti del centrodestra che nella fattispecie in Sicilia hanno rotto questo equilibrio, perché ricordiamo che la prima volta è capitata in Sicilia rispetto alla storia del centrodestra che un presidente uscente non è stato ricandidato, nel caso specifico Musumeci, voluto da Forza Italia e dalla Lega ai tempi. Quindi il fatto di essere uscente evidentemente non è una cosa che è determinante quello che si farà come governo per potersi riproporre nuovamente ai siciliani. Se si andrà con questo ritmo e a lavorare in questo modo, io credo che nessuno può mettere in dubbio la riconferma di questa coalizione e di questo Presidente, che ribadisco però non perché sarà l'uscente, ma perché si sarà meritato sul campo la rielezione. Per il rimpasto in giunta, lo dicevamo prima, qualcosa accadrà perché sta nelle dinamiche, l'assessore Falcone uscirà dalla giunta per esempio, e quindi
andando in Europa ci sarà la necessità di sostituirlo. Parlo di rimpasto in Fratelli d'Italia, ovviamente. Come? Scusami. Parlo del rimpasto in Fratelli d'Italia. Ma ancora non se ne è parlato, non si è discusso, non credo che ci saranno grandi manovre in Fratelli d'Italia, io immagino che ci sarà una conferma in toto dei 4 assessori, e poi dico, se c'è da fare qualche limatura la faremo anche noi, ma ad oggi non si parla di questo e il nostro intento è riconfermare l'ottimo lavoro che stanno facendo tutti e 4 assessori in questo momento in giunta. E l'unificazione della segreteria quando avverrà? Della guida della segreteria? No, è un percorso che dicevo di cui si discute già da diversi anni, quindi non è una cosa che avviene perché ci sono state le elezioni europee, è una cosa che avviene perché sta nella natura delle cose, perché è un dibattito interno, ma anche con Roma che si discute già da diverso tempo e più o meno c'è un'idea comune di unificare questo coordinamento. Io penso che da qui a breve si comincerà a discutere e capire un attimino, ricordando che l'unico momento dove non esiste il congresso è proprio quello regionale. Le nomine dei coordinatori regionali sono di pertinenza esclusivamente del Presidente Meloni e quindi non ci sarà un congresso ma un'eventuale nomina. Sui coordinamenti provinciali invece ci sono regolarmente i congressi, così come abbiamo fatto ultimamente, proprio qualche mese fa. Per cui ribadisco, vedremo un attimino se c'è questa intenzione. Io da parte mia ritengo che ci sarà la necessità di individuare un unico coordinamento, magari con 2 coordinatori, attenzione, quindi è lasciare i 2 attuali coordinatori, ma unificare i 2 coordinamenti credo che sia funzionale per l'azione politica che Fratelli d'Italia deve continuare e ribadisco, per primi noi dobbiamo essere ancora più incisivi sul territorio. Molto chiaro. Allora, facciamo così, ci fermiamo un attimo. Io intanto saluto il Presidente Galvagno che diciamo, ha gli ultimi minuti di autonomia secondo me perché... ancora il problema è che ho degli appuntamenti. Poi in tutti i casi stasera andrò a casa a Palermo, quindi non finisce in tutti i mai casi non si finisce non finisce mai questa, non finisce la serata. Questa giornata. Allora, facciamo così, Galvagno. Noi abbiamo raccolto, oggi ci abbiamo chiesto ovviamente anche a Tamaio di partecipare, che è un altro record man di preferenze di queste elezioni. Tamaio ci ha mandato un video perché aveva appunto anche lui degli impegni a Palermo improrogabili. Io faccio vedere questo video diciamo di Edi Tamaio. Quindi saluto Galvagno, saluto anche la posso dire solo una cosa, perché dico, avete fatto parlare Danilo Giudice che ha fatto il suo discorso, ma io devo dirla una cosa però, perché non è che può passare liscia così. Con i 5 Stelle no, io con lui no, ma però io sono già certo che questo campo largo, così come lo chiamano loro, di cui fa parte Cateno De Luca, Danilo, il mio amico Danilo, si romperà molto presto, ma per il semplice fatto che io vedere lui con la sinistra non glielo posso vedere, quindi è impensabile una cosa di questa. C'è un avvicinamento, un tentativo di avvicinamento da parte dell'onorevole Messina verso Danilo Lo Giudice. Allora, Edi Tamaio, saluto Castiglione, saluto solo vuole vedere la prima pagina del quotidiano La Sicilia che sta arrivando fresca. Ha detto di sì. Allora, facciamo vedere Edi Tamaio, saluto Galvagno, saluto onorevole Castiglione, restano Messina e restano Lo Giudice. Edi Tamaio. Ma oltre alle previsioni abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo girato la Sicilia, abbiamo cercato di far comprendere l'area che rappresentiamo, il mondo dei moderati, dei liberali, dei cattolici popolari, l'area dei centristi. E da quando siamo dentro Forza Italia devo dire che Forza Italia cresce perché abbiamo intercettato un mondo nuovo che prima non aveva un partito, non aveva cittadinanza, per cui abbiamo fatto un grande risultato proprio perché abbiamo fatto comprendere in maniera perfetta qual è il nostro obiettivo, qual è il nostro percorso e devo dire che girando la Sicilia molta gente lo ha condiviso. Forza Italia è il primo partito in Sicilia, farete pesare ai vostri partner di governo queste preferenze? Ma la parola pesare è una parola brutta, indubbiamente abbiamo fatto un grandissimo risultato, ma non è la prima volta, siamo stati i primi a Palermo, siamo stati quasi i primi, forse i secondi a livello regionale durante le elezioni regionali del settembre del 2022, adesso siamo i primi all'Europea, insomma Forza Italia ormai è diventato l'unico partito che intercetta il voto dei moderati,
e in Sicilia di moderati ce ne sono tanti. La domanda che tutti si stanno chiedendo è: l'assessore Tamaio andrà in Europa o no? Lo ridico, valuterò insieme al mio partito, al Presidente Schifani, al Presidente Tajani, cosa fare. Indubbiamente per ora godiamoci questo grandissimo risultato, poi mi siederò col partito per decidere insieme qual è la migliore strategia da fare. La domanda insomma resta senza risposta. Do il benvenuto a Ruggero Razza, anche lui uno dei vincitori di queste elezioni europee, eletto parlamentare europeo nelle liste di Fratelli d'Italia. Do il benvenuto al direttore della Sicilia, Antonello Piranio. Allora, Buonasera, Antonello, grazie dell'invito. Ciao direttore, allora prima di fare vedere la prima pagina del giornale teniamo un po' di suspense, salutiamo Ruggero Razza che come dire, ha vinto, no? È stato uno dei protagonisti di questa elezione regionale. Senta Razza, io le faccio così proprio, mi permetto. Insomma non godeva di grandissima simpatia prima di queste elezioni, adesso risulta essere anche più simpatico, oltre che merito dell'onorevole Messina. Scherzi a parte. Dico forse per il ruolo che ha ricoperto prima, insomma per diciamo quell'assessorato alla sanità che come dire in qualche modo aveva probabilmente tanti vantaggi, ma aveva anche diciamo tanti ostacoli, no? Tante come dire Probabilmente intanto buonasera a tutti. Probabilmente non è solo una questione di carattere, è una questione di impegni, no? Se tu hai una responsabilità particolare e quella responsabilità porta con sé il dovere di scelte molto nette, puoi apparire un po' più simpatico o un po' meno simpatico. Però io devo dire invece che in campagna elettorale ho riscontrato tanto affetto e soprattutto mi piace dire che è stata una campagna elettorale frutto di un lavoro di squadra. Guai a pensare che un risultato peraltro importante come quello che abbiamo raggiunto potesse essere raggiunto personalmente. C'è stata una pluralità di impegno, c'è stata tanta rappresentanza del territorio, ci sono stati degli amici con i quali io ho lavorato in questi anni, mi piace ricordare Manlio perché è qui, con il quale abbiamo lavorato nel governo di Nello Musumeci, mi piace ricordare lo stesso Nello Musumeci, c'è stato poco fa Gaetano Galvagno, prima di venire qua ero a salutare gli amici di Belpasso, nel pomeriggio sono stato ad Avola a casa dell'onorevole Cannata e poi ad Augusta, al sindaco di Augusta. Quando si raggiunge un grande obiettivo non c'è mai un singolo, a meno che non sia Superman e non è il caso mio, c'è una pluralità di situazioni che si determinano e ho visto molto calore, ecco, questo sì lo posso dire. È stata una campagna elettorale molto affettuosa nei rapporti e nelle relazioni e mi ha portato anche in tanti territori dove avevo lavorato e mi ha fatto piacere vedere che c'è un ricordo positivo del lavoro che abbiamo svolto. E poi come dire, quando questo lavoro viene premiato dalle preferenze, l'abbiamo detto più volte durante questa trasmissione, diciamo, è complicato scrivere sempre su una scheda il nome di qualcuno, scriverlo migliaia e migliaia di volte è comunque è bello, però non dobbiamo mai dimenticarci che si vota di meno a questa competizione elettorale che alle preferenze. Messina che faceva le vota comunali molto di più, ricorderà quanto valeva un voto al comune. Era una guerra, no? Messina, anche perché lui ne pigliava tantissimi. Il punto... Ogni voto al comune era una guerra. Era veramente una cosa incredibile. È una guerra ancora. Ancora, certo, insomma. Meno male, ci siamo liberati. Allora, facciamo vedere la prima pagina del quotidiano La Sicilia? Sì, grazie. Facciamo vedere. Allora, Grazie. Antonello. Posso riallacciarmi un attimo? Vai, intanto le dato, considerazioni, prima della prima pagina. Teniamo. Proprio quello dell'affluenza, di quanto è complicato oggi il voto. Noi, oggi su Domani, il giornale, chiaramente il consueto album pieno di cifre, di virgole, facce, faccine, quello che si commenti, quello che si conserva, perché è un numero che io chiamo chiamare album, proprio perché è completo per il più possibile. Domani faremo un ulteriore poi ci saranno quelli, di squadra. Il voto era 5 in più, 6 in meno. Le telefonate per dire ma io avevo 7 voti e non 5, no? Al di là di questo, credo che è un dato su cui riflettere tutti insieme da domani. Oggi è il giorno dell'ubriacatura delle percentuali dei seggi assegnati, è quello dell'affluenza. Poco prima di salire ho controllato l'affluenza nelle zone della Catania più popolare e credo alla Battisti, se non ricordo male, comunque in via della Concordia ci sono dei seggi con il 13% di affluenza. Questo è un dato che è spaventoso, perché è vero che nelle democrazie
compiute si ama dire che l'affluenza può essere bassa, ma un conto è che questo accade a Oslo e comunque non con queste percentuali così basse, ma un conto è che in Via della Concordia a Catania, a San Cristoforo, nel cuore della Catania più popolare, ma anche ai noi a rischio, vada a votare il 15% degli aventi diritto al voto. Questo è un dato che deve fare riflettere sinistra, destra, sopra, sotto, è un dato che ci dimostra che le elezioni più sono, come dire, ideologiche, meno amministrative, e più la gente non va alle urne. Il 13% di affluenza alle urne in una votazione in cui si è votato 2 giornate, il sabato pomeriggio e la domenica dalle 7 alle 23, è qualcosa di devastante per la democrazia. Qui non c'è chi vince e chi perde, qua perdiamo tutti, perché è un dato veramente complicato. Ripeto, oggi è il giorno dell'album, delle figurine, ma da domani, insieme con chi ha avuto un successo personale di squadra, credo che si debba discutere in maniera importante, perché ripeto, votare il 13% che vada come al si voto, fa? il 13% delle persone questa trasmissione è ha detto, per esempio, complicato. si potrebbe riflettere anche, l'onorevole Barbagallo, segretario del Partito Democratico, ha detto si potrebbe riflettere anche su una nuova scheda elettorale, cioè anche questa cosa di doversi ricordare dove si è messa la scheda elettorale, c'è chi la perde eccetera, questa cosa non aiuta neanche, come dire, non agevola già chi malvolentieri va al seggio. Bisogna vedere perché si va così malvolentieri al voto. Queste sono le considerazioni non del giorno dopo, ma delle settimane successive, assolutamente sì, proprio andando sul posto e capire perché accade questo. Allora, prima pagina del quotidiano La Sicilia, il titolo Italia più forte in UE, la Meloni al G7 da leader, che è quello che abbiamo detto noi oggi, quindi ci consola, insomma, ci conforta questo titolo. Raccontaci, Antonello, tutta questa paginata. Abbiamo anche in contraltare a questi toni trionfalistici della destra un commento dell'ex ministro Salvo Andò che avvertice, guardate che al di là delle percentuali importantissime di Fratelli d'Italia in Italia, della Le Pen in Francia, del vento di destra che è sofferto un po' dappertutto, all'interno dell'Eurocamera poi si gioca un'altra partita. Però von der Leyen era papabile l'altro ieri e resta papabile adesso. È chiaro che il ruolo dell'Eurocamera è complicato, però voglio dire, questi numeri importanti della destra in Italia e in Europa poi dovranno andare a essere confrontati con quello che accade all'interno dell'Aula. E poi, il risvolto tutto siciliano, no? La Sicilia torna azzurra, Brinda Schifani, il borsino con vista sulla regione, anche questo insomma è come dire, un racconto di indiscrezioni, di ricambi all'interno della giunta regionale, che poi è la vera partita insomma che sta dietro questa... L'infinito rimpasto potrebbe aversi adesso, è stato detto quante volte, Luca, abbiamo annunciato, ci sarà il rimpasto, anche all'elezione del condominio si fa, poi c'è sempre il risvolto della questione del rimpasto. Dentro, dicevamo Antonello, tutti i numeri e poi insomma ovviamente il racconto di queste elezioni. Cos'è che ti ha stupito di più da cronista di queste elezioni? Al di là dell'affluenza e della scuola, diciamo, dove mancava praticamente l'elezione. Allora, siccome immagino che abbiate detto moltissimo del vento di destra, noto proprio da cronista non giovane, ahimè, che ci sono delle meteore, degli alti e bassi, e poi ci sono degli animali politici. Leoluca Orlando è un animale politico, perché oggi ricambiando partito, alleanze, scenari eccetera eccetera, si è ritagliato questo spazio che lo porterà all'Europarlamento dopo aver fatto di tutto in tanti schieramenti, sempre dal lato del centro-sinistra chiaramente. Voglio dire, poi ci sono delle persone che hanno un fiuto, un intuito, una forza che colpisce, ecco, questo sì. Io devo dire che in tutto questo racconto, c'è Danilo Lo Giudice qui, mi ha colpito anche la caparbietà di un personaggio come Cateno De Luca, che ha girato l'Italia da nord a sud per farsi conoscere, sgomitando, diciamo, e in qualche modo cercando di rappresentare le sue idee, poi diciamo giuste e sbagliate, questo non sta a me giudicarlo, però ha cercato, diciamo, ed è diventato probabilmente a queste elezioni politiche un personaggio nazionale.
Che ne pensi tu? Sui giornali nazionali, tra i volti noti, tutti i giornali nazionali avevano anche un oblò su questo siciliano che è andato fino all'estremo nord per tessere delle alleanze. Libertà aveva credo 21 simboli, se non ricordo male, 19 simboli, quindi è stato un puzzle che De Luca ha collezionato città per città, da nord a sud. Non so se questo vento, il vento che gli ha soffiato dietro 2 anni addietro per le regionali, soffierà con la stessa forza nella tornata successiva, perché la gente è stanca di andare a votare, ma è stanca anche di inseguire chissà cosa, no? E quindi probabilmente delle percentuali passate, e questo è un primo test, anche se è ovviamente impossibile quello delle europee, con circoscrizioni enormi, con leggi enormi. Per Cateno Di Luca bisogna vedere se il siciliano alle prossime elezioni continuerà a stare dietro questo Masaniello. Che partito è secondo te Fratelli d'Italia? Abbiamo qua 2 esponenti importanti, cioè che partito diciamo, è un partito intanto, secondo me, non è un movimento, è un partito, è strutturato, comincia ad avere percentuali così importanti da avere al proprio interno anche tante anime, come la vecchia Democrazia Cristiana, il Partito Comunista. Sono partiti così di massa che all'interno inevitabilmente possono avere delle anime. Una volta si sarebbe detto correnti, a Manlio Messina e Ruggero Razza la parola correnti forse non piace, non è il caso, ma sicuramente tante anime, che è proprio di un partito che è passato in pochi anni dal 4%, poco meno, agli inizi al 28%, quindi è inevitabile che ci siano tante anime. Io vedo nella struttura proprio quello che era il partito, quindi un radicamento forte sul territorio, una voglia di andare in strada e una capacità anche di andare in strada e quindi di raccogliere voti, come poi accade. Lo dico... Che è un po' quello che ha fatto anche Lichline. Noi abbiamo il ricordo freschissimo dell'ultimo comizio scelto non a caso in Sicilia, non a caso a Catania, a Piazzetta Currò, che è il luogo di un altro tipo di città, il luogo della movida, dei giovani che vanno lì proprio a stare in piazza, a voler stare in piazza, e Lichline, rinverdendo una tradizione di piazza della sinistra, del centro-sinistra, è stata proprio lì e la piazza era molto piena. Senti Antonio, lo dico al direttore e lo dico al cronista, ma questo partito di Fratelli d'Italia, diciamo, non credi si stia facendo proprio il gioco di Fratelli d'Italia, accusandoli sempre di questo estremismo fascista, di questa destra? Cioè, non gioca tutto a favore poi del partito, che riesce a difendersi tranquillamente da ogni accusa, replicando con i fatti? Lo dimostrano questi numeri. Il partito di fatto esce rafforzato, Giorgia Meloni esce rafforzata, il consenso è maggiore, e per un partito di governo, diciamo, non è assolutamente scontato, c'è sempre qualcosa da rimproverare a chi a chi guida. In Europa è accaduto proprio questo, no? Esatto. Ma allora, se fosse una strategia sarebbe sbagliata, e il ventennio berlusconiano avrebbe insegnato davvero poco all'opposizione del centro-sinistra. Ricordiamoci, no? Berlusconi fra pochi giorni ricorre il primo anniversario della scomparsa, veniva crocifisso anche da noi operatori dell'informazione quotidianamente su tutto, su cose vere, giustificate, bisogna fare delle battaglie, ma anche su qualsiasi cosa. Ecco, io credo che attaccare un avversario su qualsiasi cosa non sia una strategia né intelligente né tantomeno vincente. È accaduto nel ventennio precedente, potrebbe accadere in un periodo successivo, ma credo che Lichline abbia un fiuto diverso, come dicevo poc'anzi a proposito di Orlando. Allora, non so se i colleghi hanno domande o considerazioni, riflessioni da fare insieme al direttore della Sicilia, non so se i nostri ospiti insomma vogliono riflettere su qualche... Sul discorso delle correnti mi piace ricordare, non ci piace la parola, direttore, perché da noi non esistono le correnti, per il semplice fatto che la politica fatta da Giorgia Meloni è proprio contro le correnti. Quello che accadeva nella Democrazia Cristiana e anche in Alleanza Nazionale, come lei ricorderà, vi erano tanti
colonnelli, tanti leader che chiaramente poi andavano a raccogliere i loro amici nei vari territori. Noi non abbiamo tanti leader, noi abbiamo un solo leader che si chiama Giorgia Meloni, e se Giorgia Meloni dovesse venire a sapere che in qualche parte del territorio della nostra nazione si viene a creare una corrente, lei è la prima che questa corrente la taglia direttamente, ma non perché vuole lei l'imprimatur su qualsiasi cosa, proprio perché consci di quello che è accaduto in Alleanza Nazionale, dove Fini, che era leader, è vero, indiscusso, ma autorizzò i famosi colonnelli di Alleanza Nazionale, e vi ricordate le famose 3 correnti che venivano gestite da Gasparri e La Russa, Alemanno e Storace, piuttosto che Matteoli e Urso, le 3 correnti storiche dei 6 colonnelli che venivano autorizzati da Fini. Da noi non sarebbe mai autorizzata. Poi se lei mi dice se mi fa più simpatia Ruggero piuttosto che Mura, Sardo, che è amico mio, lo dico apposta perché sa quanto io voglio bene, magari ho una preferenza dal punto di vista di simpatia, ma se questa simpatia si va a consolidare in una corrente, io e lui potremmo passare dei guai molto seri. E quindi meglio non rischiare, almeno ma in questo momento. Convintamente. Insomma, i risultati, poi io guardo sempre i risultati, fino a quando i risultati premiano, e qua ovviamente i numeri sono questi. Ti sorprende poi diciamo, il risultato degli altri partiti della coalizione centrodestra? Ma sicuramente colpisce... Al di là di come l'hanno apostrofata stasera l'associazione temporanea di impresa Forza Italia, che mette dentro i 3 partiti. Ma, 4 Noi moderati. Noi moderati. Sicuramente colpisce Azione, che cioè il non risultato di Azione. In Sicilia è ancora più bassa che altrove, perché evidentemente non c'è radicamento, no? Quello che si diceva prima, le piazze, la conoscenza delle persone, dei luoghi, fare un bel discorso su un salotto bello come questo è una cosa, poi andare in strada e raccattare voti è un'altra cosa. E poi anche Alleanza Verdi e Sinistra, pensavo che in Sicilia avesse un dato parecchio più basso, perché tradizionalmente così è stato, e invece ha tenuto sostanzialmente su una media nazionale. Bisogna vedere se è soltanto l'effetto Salis, come si immagina, oppure se attorno a questo gruppo si è coagulato per esempio un forte dissenso contro il ponte, che non ha trovato evidentemente altrettanto sponda nell'M5S, che pure ha cavalcato l'onda del no al ponte sullo Stretto. Sicuramente è un dato che interessante. Vabbè, colpito, dico, anche lo chiedo anche ai nostri ospiti, il dato dei fuorisede, cioè i fuorisede premiano, ve lo faccio vedere, eccolo qua, premiano questi partiti qui in maniera, se andiamo alla grafica, in maniera diciamo importante, no? Questo è il dato dei fuorisede che hanno votato per la prima volta, quindi insomma ha penalizzato, diciamo, i principali partiti. Secondo voi perché questo? C'è un motivo, diciamo? Non darei una ricostruzione sociologica per un voto così molto importante. Poche migliaia di voti, però diciamo certo è una parte di quel voto borghese, di borghesia professionale, che storicamente è orientato a sinistra nei grandi centri urbani. C'è un po' di radical chic. Leggevo l'altro giorno sul Corriere della Sera, insomma, in uno anche se io ho visto che personalmente qualche preferenza tra i fuorisede l'ho presa. E quindi va bene così, quindi sarà lei in queste 588 di Fratelli d'Italia che hanno totalizzato tra i fuorisede. Politecnico di Milano e Cattolica. Anche lì quindi siamo qua all'analisi, siamo al dettaglio del dettaglio. Quando sono 5 te lo dicono, fossero 5.000 ma 5 Luca, te lo però, dicono. Stiamo parlando di percentuali veramente. No, però diciamo è importante aver aperto almeno a questa modalità. È appena un segnale. Assolutamente. Insomma, siamo dappertutto, siamo in tutto il mondo, noi siciliani, se ci danno la possibilità. C'è un po' di effetto
voto degli italiani all'estero. Vi ricorderete la grande intuizione di Mirko Tremaglia di fare votare gli italiani all'estero e abbiamo perso le elezioni. Sì, perché poi insomma il racconto è giusto, oggettivamente giusto, il nel racconto è un 2024 no, pensare di non poter votare perché si è fuori sede è una follia, con tutta la tecnologia peraltro che c'è, voglio dire, sarebbe già folle questo. Senta Razza, che europarlamentare sarà lei? Insomma, se ne è fatto un po' di... Devo dire la verità, no. Pur avendo avuto un'esperienza vicina, perché Nello Musumeci, come ricorderete, è stato per 3 mandati deputato al Parlamento europeo, però è un posto dove non ero mai nemmeno stato e quindi cercherò di studiare un po' con quel mio piglio caratteriale, di cercare di avere l'umiltà di capire e di conoscere le cose. Se vuoi ti faccio aiutare qua da Michela Giuffrida, che insomma un po' il Parlamento. Michela ha grande esperienza. Saluto Ruggero Razza, gli faccio i complimenti per il Michela. successo, per l'elezione. Ruggero studierà, colmerà immediatamente un gap se c'è, ma conosco la sua modestia, quindi non credo che ne abbia bisogno. Allora, siamo a chiudere, quindi vi facciamo vedere la prima pagina del quotidiano La Sicilia che troverete domani in edicola, grazie al direttore Antonello Pilani. Grazie a voi, i colleghi stanno continuando a lavorare sotto perché manca sempre la mitica sezione che non fa quadrare mai il cerchio, manca una sezione. Ancora ci sono i 2, tra l'altro, comuni importanti che erano al voto, sono finiti entrambi al ballottaggio, quindi ci sarà un appendice di queste elezioni tra 2 settimane, quindi troveremo ovviamente poi... Siamo curiosi di leggere domani il giornale. E qui c'è la prima pagina, di più non possiamo offrire. Già ci sono quelli che lo pubblicano la mattina, diciamo, prestissimo. No, io contesto l'idea che sentivo pure prima, che il voto moderato andrebbe ad orientarsi verso le forze centriste, capita solo in Sicilia, anche sì, però poi o pensiamo che il 29% degli elettori che a livello nazionale votano Fratelli d'Italia siano dei pericolosi estremisti, oppure la ricostruzione che viene proposta dal mio amico Edi D'Amaio è più in chiave regionale. Ci sono state non una Sicilia che torna azzurra come ai tempi del 61-0, ma ci sono stati 4 partiti di governo e 6 o 7 importanti assessori regionali che hanno fatto una lista insieme e che tutti insieme avevano preso alle elezioni regionali circa il 12% più di Fratelli d'Italia, mentre adesso tutti insieme pigliano il 3% in più. Devo dire, ho condiviso durante le tante dirette delle nottate un'opinione di Donzelli, che è un esponente importante del vostro partito, e dice non vi focalizzate sui numeri di questo o quel partito, perché sono numeri mobili, diciamo, cambiano in base ovviamente al periodo, quella percentuale. Ci sono regioni del nord Italia dove Fratelli d'Italia supera ampiamente il 35%, ci sono comuni della Sicilia dove Fratelli d'Italia raggiunge quasi il 50% e si situa ampiamente sopra il 35-40%, quindi probabilmente non è un tema di voto moderato o di non voto moderato. Tra l'altro il centrodestra, che a queste elezioni cresce il suo consenso globalmente, è la dimostrazione che il voto moderato più complessivamente si orienta verso il centrodestra. Ecco, non darei questa ricostruzione, perché poi c'è il rischio che diventa una ricostruzione fortemente distorta. Tra l'altro mi piace ricordare, proprio perché io ho partecipato alla conferenza stampa come vicario del gruppo parlamentare, quando abbiamo presentato la democrazia cristiana, quella che di fatto fa capo a Rotondi, che è la democrazia realmente cristiana, che detiene il logo della storica democrazia cristiana, che è dentro Fratelli d'Italia. Quindi voglio dire, più moderate di Rotondi non credo che ce ne siano, quindi ecco, effettivamente c'è una valutazione che va fatta e va fatta. Poi noi siamo felicissimi, eccessivamente felici, perché chiunque della coalizione rafforza il governo regionale e nazionale, non possiamo che essere felici, però dobbiamo dirlo, non possiamo nemmeno nasconderci dietro un dito. C'è il parlamentare che c'era prima qua, Castiglione, che vota oggi Forza Italia, domani ritorna nel gruppo parlamentare del Movimento per gli Autonomisti, che farà la sua lista alle regionali, che ha i suoi parlamentari, piuttosto che ne potremmo elencare tanti altri, noi moderati, Lupi, che ha appoggiato Forza Italia, che è anche nell'UDC, l'UDC di
nazionale di Cesa. Quindi c'è il doping dietro quella percentuale, c'è un po' di doping. Voglio dire, è chiaro che Forza Italia è un dato importante, ribadisco che per noi va bene, però mette insieme tante anime che da oggi, finite le elezioni, torneranno ognuno nei propri gruppi parlamentari. Quindi io sono più scettico nel dire che Forza Italia arriva prima e Fratelli d'Italia seconda per questa ragione. Poi cambia poco, chi prima e chi dopo, alla fine il centrodestra dimostra che ha vinto e noi siamo assolutamente felici di questo, e noi credo che abbiamo dato il nostro contributo per rafforzare anche il governo di Schifani. Senta Messina, lei che respira aria romana, quindi sente anche, come dire, l'umore diciamo, del presidente Giorgia Meloni, ma secondo lei è possibile, visti questi risultati, creare in Europa questo famoso centrodestra europeo, che è quello poi a cui punta ovviamente anche Giorgia Meloni? Guardi, questo è l'obiettivo. È chiaro che non si può tenere frammentata un'area importante come il centrodestra europea, bisogna necessariamente anche lì trovare una sintesi, e l'augurio che noi facciamo è che in Europa oggi la stessa von der Leyen non faccia finta che non sia accaduto niente nei 3 paesi più importanti dell'Unione Europea, Francia, Germania e Italia. Italia il centrodestra stravince, in Germania il centrodestra stravince, Scholz perde, in Francia addirittura Macron ha sciolto le Camere. Sono i 3 paesi fondatori dell'Unione Europea che virano chiaramente a destra, e se si continua a pensare e immaginare di fare un governo con le sinistre, con coloro che hanno finora burocratizzato l'Europa, con azioni anche che noi abbiamo contestato sotto tanti fronti, credo che sia un'azione di miopia politica che porterà la gente ancora più distante dalla comunità europea, perché poi la gente, non ce lo dimentichiamo, ci sono problemi tecnici, problemi della scheda e tutto quello che vogliamo, ma la scheda la gente non va a votare perché vede un distacco enorme e soprattutto vede il suo voto di fatto cancellato dalle stanze dei bottoni. Oggi l'Europa vira a destra, se invece fanno un altro percorso sarà normale che la gente continui ad allontanarsi anche dall'Europa. Però onorevole Messina, mi permetto di dire, abbiamo sempre tenuto in primo piano i dati oggettivi. La composizione in termini di seggi, non ci sono magari ancora i nomi, ma è questione di minuti ormai, in termini di seggi del Parlamento europeo è nota, ed è nota già da questa mattina. È noto dunque che la maggioranza uscente è in pratica riconfermata, una maggioranza fatta di PPE, di SD e di Renew Europa, al di là dei risultati che lei ha citato, lo avevamo detto anche noi in trasmissione prima, disastrosi in Francia, in Germania e in qualche altro paese. Quindi mi sembra molto difficile che la von der Leyen, con la quale Giorgia Meloni comunque ha già avviato un'interlocuzione da tempo, altalenante ma l'ha avviata, mi sembra difficile che non riconfermi l'attuale maggioranza. È questione di numeri. Semmai si discute di un allargamento. Questo allargamento potrebbe mai riguardare l'ECR visto i veti dei socialisti e democratici? Io penso proprio di no. Quindi si va verso la riconferma della stessa maggioranza. Sul veto sui socialisti lo mettiamo noi, non solo esatto, e allora siamo d'accordo, siamo d'accordo. Quindi la maggioranza è questa, è quella uscente e sarà quella entrante. Su questo ci sono veramente pochi dubbi. Si parla solo di un allargamento ai Verdi, ma la posta in palio è quella della riconferma del Green Deal, sulla quale ovviamente voi siete assolutamente contrari. Questi Io sono non gli scenari. non sono così convinto, Michela, che questo scenario... E quale potrebbe essere lo scenario? Era questa la domanda. Non sono convinto per il semplice fatto che quello, come dicevo prima, che è accaduto nei 3 paesi fondatori dell'Unione Europea non può essere sottovalutato, e non può essere che vi sia un'Europa, ribadisco, burocratica, che non tenga conto che i 3 paesi più importanti dell'Unione Europea, e che quello che è accaduto in questi 5 anni in Europa, cioè un'Europa a trazione franco-tedesca, di fatto abbia perso le elezioni. Questo è un dato evidente, i numeri poi in Parlamento, ha ragione lei, sono quelli, anche se si può trovare un'altra maggioranza se si vuole. Però il tema è 100 non iscritti, per esempio? Si può trovare un'altra maggioranza, ma il tema è esclusivamente uno. Oggi l'Europa vira a destra, e se fai un'alleanza e un governo di sinistra stai disattendendo quello che di fatto hanno chiesto gli elettori.
Beh, di fatto è quello che poi è successo anni fa in Italia, insomma, sono stati puniti tutti, quindi insomma è così. Allora, abbiamo finito questa puntata di oggi, ringrazio Ruggero Lazza, a quale vanno ovviamente i miei complimenti e le congratulazioni per l'elezione, ringrazio Matteo Messina, capogruppo vicario alla Camera per Fratelli d'Italia, ringrazio Danilo Lo Giudice, coordinatore della lista Libertà con Cateno De Luca. Come sta Cateno? Cateno sta bene. Noi ci preoccupiamo sempre di Cateno, vediamo col netto della polmonite, ma già è abbastanza ripreso. Ora si riposerà. Penso che gli auguri vanno da parte di tutti. Vanno da parte di tutti. Noi ci preoccupiamo anche per bravo. Raccontiamola così. Grazie al direttore della Sicilia Antonello Pirano, grazie ai colleghi Michela Giuffrida e Antonio Condorelli che sono rimasti con noi, grazie ai nostri telespettatori. Sabato ritorniamo con il punto, ovviamente nella versione classica, nella versione che abbiamo raccontato durante quest'anno. Lo speciale elezioni europee invece si conclude qui. Grazie a tutti, buonanotte.